Mamma mia. Mamma mia. Amici bellini. Amici bellini. Allora, vediamo un pochino cosa succede, perché non mi ricordo nemmeno. Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Ma abbiamo subito una sorpresa incredibile, quindi per quelli che già ci siamo, che già ci sono, non riesco a parlare nemmeno in italiano, un collegamento direttamente dallo stadio, non ci posso credere. Vincenzo. Ciao Valerio, buongiorno, scusami l'audio, mo faccio sta zitta qui, aspetta un attimo, scusami. Va benissimo, non sto parlando con Valerio, ragazzi. Che cosa straordinaria, Vincenzo, prima di tutto grazie mille. No, figurati, il piacere, io mi ritengo un amico bellino e quindi noi ci divertiamo, capito? Quindi è un piacere comunque collaborare. Poi quello è importante perché a novembre ti vengo a trovare a New York, perché può essere che la maratona la fanno e quindi là sarà una diretta live, proprio non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Vincenzo, tu sei all'Allianz Arena, ci vuoi fare una panoramica? Scusami, ti sento veramente male, purtroppo ho dimenticato le cuffiette. Facci una panoramica. Certo, lo faccio, aspetta, guardate ragazzi. Mamma mia. Che spettacolo. Che spettacolo assoluto. Amici bellini, solamente qua. Io so che Vincenzo se la deve godere, quindi non ce la può mostrare. In effetti la formazione continui, no. Sì, comunque speriamo di contenere oggi, perché loro giocano con Lewandowski, giocano con tutti. Però c'è una bella... Scusami Vale, veramente ti sento pochissimo. Comunque ti posso dire, c'è una bellissima atmosfera e ci sono tantissimi tifosi del Napoli, forse tutta la Germania sarà arrivata, non credo dall'Italia, però qui in Germania ne siamo in tanti. Noi da Berlino siamo arrivati questa mattina, ci hanno fatto 8 ore di pullman, ci volessi dire da De Laurentiis, 8 ore di pullman. Però questo è l'importante, alla fine per l'amore per la maglia, pure si andiamo ancora con Marché. Esatto. Guarda, questa è pure un'altra cosa, non sai quanti gadget stanno vendendo qua. Noi quello che tu parlavi nei giorni scorsi, praticamente pure quella passione, cioè la frenesia di comprare la maglietta nuova, di sapere, la stai perdendo in questo periodo. E poi magari inizierà il campionato, sta in ritardo e vabbè. Tutti quelli all'estero fanno la corsa appena esce la maglia nuova perché vogliono stare aggiornati. Guarda, e così. Assolutamente. E infatti pure mangi Parco Pezzotto, Club Napoli-Berlino. Straordinario. Senti Vincenzo, dai un abbraccio a tua moglie e ci sentiamo a fine primo tempo magari. Sì, ti chiamo io a fine primo tempo, va bene? Benissimo, ti ringrazio. Bacio a tutti gli amici bellini, ciao ragazzi. Bacio. Allora, signori miei, io vi saluto tutti adesso a uno alla volta, perché vi renderete conto, no? È una roba straordinaria, noi purtroppo non la possiamo mostrare, non abbiamo i diritti, speriamo che tutti i potenti mezzi funzionino, perché io mi sto organizzando, nel frattempo intravedo ancora la partita dell'Italia, ma non ha importanza. Vi do un abbraccio uno alla volta. Ho visto Mario Gessa, il grande Mario Gessa, che tra l'altro esce anche sui giornali come orgoglio napoletano, dei bagnini che a Treviso, se non sbaglio, Trieste, no, qua Trieste e Trento, non ha importanza. I potenti mezzi degli amici bellini, esattamente. Pronostico da Monaco, non ce lo siamo fatti dire, Matteo, ma insomma speriamo di contenere, ha detto bene Vincenzo. Ti saluto, Forza Napoli, assolutamente. Siamo sempre stati gli ultimi, è proprio vero, è proprio vero, amico mio. Buonasera Luigi, buonasera Mimmo, buonasera Pietro. Vedo l'ottima Angela Torri, ho intravisto Giuseppe Argento, quindi ragazzi salutate i mod che ci sono sempre.
ovviamente, che ci danno una grande mano. Un abbraccio Giovanni Cristoforo, ecco Mario. Quando inizierà il campionato? Io spero il più tardi possibile, ma fine agosto ci dovremmo essere per fine agosto. Trieste e Trento. Ciao Anna Maria, domani a Bagnoli. Grande Tony, salutamelo, lui non si ricorderà di me. Ma abbiamo intravisto un palco insieme anche con Tony Tammaro, straordinario. Camilla non manca mai. Possono uscirsene con un'altra Pantera, ma il prima possibile. Sono d'accordissimo, anche perché poi l'attesa ti crea anche quella cosa, no? Che la vuoi proprio bella dopo aver aspettato tanto tempo. E comunque vediamo un pochino, c'è l'ottimo Vincenzo, c'è Mario Pirolla, c'è Giorgio, c'è Pablox, c'è Ciao Bro, c'è Luigi, tutti quanti. Benissimo. Goldi Victor, Giorgio, speriamo bene. Nel frattempo, signori miei, io vi posso dire la formazione ufficiale, che credo fosse quella annunciata, perché il Napoli ha anche un'ulteriore defezione. Petagna si è fermato, quindi Contini, Malquit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui. Poi c'è una sorta, vedremo se si tratta di un centrocampo a 3 con Zielinski, Lobotka ed Elmas, quindi cercheremo di capire se sarà utilizzato, come penso, Lobotka al centro più basso con Zielinski ed Elmas mezze ali vicino a lui. Poi dovranno essere comunque in verticale. Cercheremo di capire chi sta più avanti e chi sta più dietro, perché Zielinski è importante a livello tattico. E poi abbiamo sempre Zedadka nella zona di Insigne con Osimhen e Politano sulla destra. Mentre Bayern di Monaco non ne parliamo proprio, perché ci sono molti assenti, ma comunque c'è Upamecano in difesa, c'è Pavard a destra, c'è Musiala, c'è Goretzka, c'è Coman, Gnabry, Sané e Lewandowski, quindi non c'è Neuer, ok, ma l'attacco è quello titolare. Mamma mia! E ragazzi, lo dico subito, per chi fosse nuovo su questo canale, io sono Valerio Fluido da New York, facciamo molto approfondimento tattico, facciamo tutti gli approfondimenti che si possono fare. Domani uscirà ovviamente anche un ulteriore approfondimento, se riuscirò a vederla bene, se riuscirò a farlo, e faremo un ulteriore approfondimento su questa partita. E dobbiamo stare tutti uniti, perché le problematiche sono tante, perché le altre squadre si cominciano a muovere. Il Napoli sembra un po' immobile sul mercato, però se abbiamo un po' di mazzo, se Spalletti riesce a organizzare tutte le situazioni. Il tuo amico Elpidio Cesina, assolutamente, amico mio Francesco. Ragazzi della chat, voi che siete gli amici bellini, quelli là che da tempo immemore, per i primi, come mi piace dire, credo che ci saranno persone nuove che appariranno nella chat. Voi stessi gli direte, perché qualcuno ho letto, ma la partita dov'è? Non la fa vedere. Spiegherete voi come funziona, che io faccio la telecronaca quando la riesco a vedere, che ovviamente non abbiamo i diritti per mostrarla, sarebbe una cosa assurda, non mi posso far chiudere il canale, non esiste proprio, e quindi spiegateglielo stesso voi. Quando io, a proposito, non ho preparato nemmeno il banner, dobbiamo preparare il banner in tempo reale, no spoilers, ma questa era Turchia-Italia, vediamo di aggiustare se si può. Bayern Napoli, è una partita incredibile, mamma mia, 0-0 per ora. Per ora 0-0, l'ho scritto 0-0, vediamo se no spoilers, anche perché se mi parte questa partita ci sarà un leggerissimo ritardo e io vi potrò far sapere di cosa si tratta. Nel frattempo mi fa piacere salutare qualcun altro, vediamo un pochino. Sì, Max, ci proverò, solo che io mi sono organizzato per come con tutti, ovviamente dall'estero è più complicato tutte le cose, però ancora siamo in stand-by, mancano ancora un 5 minuti, vediamo un pochino se si sblocca la situazione. Nel frattempo Frank parziale, questo è un rinnovo, amico mio, grande Frank. Situazione per gli abbonati che ho spiegato nei vari video, se qualcuno è nuovo lo spiego meglio.
Esistono 3 livelli al momento, dal primo o dal secondo agosto, perché io lo faccio partire dal primo, ma poi magari si attiva il secondo il 2 agosto. Io a 0 gli amici bellini, a 0 gli amici bellini di Facim, e lascerò solamente il livello abbonati bellini, quelli col cuore azzurro ovviamente, e tutti gli abbonati bellini allo stesso prezzo, senza distinzione di prezzo, avranno la possibilità ovviamente di avere i badge, ovviamente di avere le emoticon nelle live e nei commenti sui video, e l'ingresso nel gruppo Telegram dedicato agli abbonati, dove noi parliamo tutti i giorni, commentiamo le notizie di mercato, commentiamo le bufale di mercato. Molto spesso sono stesso gli amici bellini che mi danno degli spunti per nuovi video, e quindi il nostro imparziale, Frank Parziale, e quindi tutti avranno la possibilità di avere un contatto con me quotidiano e con tutta la community. Allora, vediamo un pochino qualche altra cosa. Così sembra, Jenny, sembra ancora a me pure così. Vediamo un pochino se nasce all'ultimo a tutto. Un saluto a Dante, e nel frattempo ringrazio Roberto, saluto a Dante e ringrazio Frank Parziale, che come al solito è generosissimo e mi dà una grossa mano con il suo supporto. Grande Frank, questi vanno nel carosello, il famoso carosello, perché devo pigliare assolutamente un nuovo computer, perché questo non regge più. Vedete che ci sono delle difficoltà, speriamo che andrà tutto bene. Grazie mille Frank, per sempre. Buonasera Oledan, buonasera, vediamo un pochino, admin web idea, speriamo di no amico mio. Sì Armando, siamo ancora a schermata, vediamo un pochino. Buonasera Polli. Luca, io non lo dico, non lo posso dire ovviamente apertamente, ma ognuno poi si organizza. Buonasera Antonio. The Sweepers, l'idea della maglietta rossa, ma spero non facciano proprio come con la Samp. Molti hanno fatto la maglietta rossa, poi c'è anche maglietta, ho visto quella dell'Atalanta, ma credo fosse la maglia dei portieri. Un abbraccio Frank, amore, grande Lino Bailo. Un bacio a Lionar, tra l'altro ragazzi, questo ancora non l'ho spiegato, ma Lionar probabilmente ci darà una mano con il Fantacalcio, che quest'anno potremo anche vedere di organizzare. E Massimo Arciprete, ringrazio Lozano, ma ringrazio io per l'abbonamento. Non so se questo è un rinnovo o meno, spero tu abbia preso il livello giusto, quello abbonati bellini, quello con il cuore, in modo tale che ci possiamo trovare. Telegram e tutto e il resto. Ciao Vincenzo. Dimmi Angela, fammi vedere, secondo te in fase di non possesso 4-4-2? Credo proprio di sì. Se è 4-2-3-1 in fase di non possesso, Spalletti il 4-4-2 era molto simile a quello di Gattuso, quindi non ci dobbiamo studiare niente. I difensori che scappano, esattamente. E ringrazio anche Ross. Un abbraccio, ciao Valerio Bellino e a tutti gli amici bellini. Grazie Ross per il tuo supporto e per la tua presenza. Grazie Roberto per l'idea, già l'idea va bene, ti ringrazio. Credo che sia 4-3-3, come però dobbiamo dirlo, come ve l'avevo annunciato. Vedremo se si tratta proprio del 4-3-3. Noi ci siamo quasi ragazzi, credo di essere quasi pronto. Attenzione a Tore Falanga, spaghetto sul fuoco, forza Napoli, arrivo subito, vai Tore e grazie mille sempre. Ciao da Oslo. Ci siamo ragazzi, ci siamo quasi, io credo che ci siamo quasi. Intravedo la formazione, quindi tutto a posto. E vediamo Yogo de Preparasao. Cercate di capirmi. Con Coman, Lewandowski, Sané, Musiala, Goretzka, Gnabry, Stanic, Upamecano, Zianzou. E quindi avremo un pochino di paura. Avevate paura? Vediamo un po'. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Frank Parziale che continua a diventare membro, è una roba straordinaria.
Spalletti non è un integralista dei moduli, assolutamente no, ha giocato anche a 3 in passato con la Roma, con il 4-2-3-1 molto spesso l'inizio dell'azione era a 3, quindi sotto questo punto di vista l'esperienza di Spalletti non la possiamo contestare, non gli possiamo dire non hai esperienza, cosa che si poteva dire a Gattuso. Buon pomeriggio Antonio, speriamo che non prendiamo un'imbarcata, altrimenti con il fatto dei deboli mentalmente, questo è vero amico mio, altrettanto vero che una vittoria per esempio assurda potrebbe illuderci, siamo fortissimi, non dobbiamo comprare niente, non è vero. Mi auguro, mi voglio auspicare una partita equilibrata dove il Napoli tiene botta nei duelli, magari nei giocatori che sono già confermati, no? Koulibaly deve fare la partita che deve fare perché è il nostro punto di forza in questo momento, Manolas. Dobbiamo vedere se Malquit regge un avversario importante come Coman e quindi ovviamente è un test importante perché comunque ci troviamo in uno stadio incredibile, mamma mia. Mettete like, cosa state aspettando? Siete impazziti? Vorrei vedere martedì vicino a Valerio. Martedì dove sta? Aspetta, penso che tu... sta là, vedi? Sta là piccolino in attesa. Una firma per un bel pareggio la metterei subito. Comunque mettiamo il bannerino in modo tale che voi siete carini e non spoilerate né a me né agli altri bellini. Il timer lo faccio partire al momento opportuno faccio partire il timer. Dopodiché, ripeto per chi si fosse organizzato e collegato solo adesso, abbiamo un collegamento da Monaco, l'amico bellino Vincenzo Colucci dallo stadio, dall'Allianz Arena, che si è collegato all'inizio della live, ci ha fatto vedere lo stadio, ci ha fatto vedere l'atmosfera. Ci collegheremo a fine primo tempo e ci collegheremo a fine partita per le sensazioni del campo. Ditemi voi quale canale fa queste cose. Ci sono radio, ci sono TV che vanno in vacanza e noi no. Il momento che posso ricominciare a viaggiare, il momento che ricomincio a viaggiare. Comunque, Audi Football Summit, credo sia il titolo di questa amichevole, non lo so, sponsor e cose varie. Un caffè agli amici bellini, grazie Lino Bailo come sempre, amico mio, e dico alle amiche belline che magari stanno in zona Lino Bailo, se volete farvi i capelli, Lino, feel free. Metti i tuoi dati, metti il tuo Instagram e le cose perché Lino Bailo ha un caffè pur dam. È cominciata, aiuto, è cominciata, devo far partire il timer, siamo già in ritardo. Grazie Lino, ci vediamo tra poco, signori miei, banner. E vediamo subito che Bobotta recupera palla e serve Malqui che la dà indietro a Nikita Contini. Bravissimi. Si fa vedere Bobotta, quindi Bobotta è vertice centrale basso, vedo in questo momento Elmas a destra che attacca l'avversario, Osimhen recupera il pallone, la rilancia Politano, quindi fase di studio, in questo momento assomiglia a un 4-3-3, vedo Osimhen, vedo adesso Zielinski che attacca leggermente gli avversari, con Zedad Gallì, quindi ci siamo, vedo 4-3-3. Con Zielinski più vicino ad Osimhen nel primo pressing, questa è la cosa che ci interessa, e nel frattempo il Bayern è comunque in possesso di palla e quindi il Napoli ci fa vedere un pochino della fase difensiva. Abbiamo Osimhen che va in pressing, attenzione, riesce a mettere un pochino in difficoltà il difensore del Bayern di Monaco, buon intervento di Malqui in fallo laterale. Buona chance per Malqui per dimostrare le sue qualità. Signori, Malqui ha già 30 anni, ricordiamocelo. Lasciate un like per la telecronaca. Dai, vai che cacchio. Però vediamo in questo momento addirittura Bobotta in fase molto avanzata nel pressing altissimo del Napoli, con Politano più dietro di Elmas nel primo pressing, quindi roba simile, signori, roba simile a quella che abbiamo già visto. Domani ci sarà approfondimento tattico serio. Guarda Nikita Contini come esce fuori dall'area e di testa serve Mario Rui che si libera del pallone e glielo mette in fallo laterale Gnabry.
Gnabry. Ok, io mi emoziono quando vedo il Napoli, anche con le magliette vecchie, anche con le amichevoli, io mi emoziono sempre. Zedatka rilancia verso Osimhen che lotta come un dannato e costringe la difesa del Bayern a mettere la palla in fallo laterale. Signori, il Napoli vuole fare bella figura, ci divertiamo. Poi il risultato, ricordo a tutti che non ha importanza, non avrà alcuna importanza e non lo avrà mai, ma è importante dimostrare che abbiamo voglia di essere una squadra europea. Fallo su Osimhen che si accascia al suolo, lavoro sporco di Osimhen che deve anche ricevere palla spalle alla porta, è un lavoro che lui ovviamente non è il suo preferito, se lo lanci e qua viene chiuso in un bel sandwich. Se dai spazio ad Osimhen e lo lanci in profondità si può esaltare con le sue caratteristiche. Spalle alla porta è un lavoro che Spalletti gli farà fare e speriamo di avere un attaccante completo per questa stagione. Sulla palla un magro Bobotta e Politano dalla sinistra, calcio di punizione per il Napoli, parte Politano, il cross tagliato al centro, c'è un colpo di testa, attenzione Koulibaly, tenta una girata verso la porta, ma c'è grande pressing da parte di Lobotka che impedisce una ripartenza al Bayern di Monaco. L'arbitro chiama il fallo su Coman. Bene, aggressivi, mi stanno piacendo un po' tutti, nella voglia del recupero palla molto alto, e questo ci piace, questo ci fa ben sperare. Vedete come Bobotta è andato poi a toccare il pallone, l'intervento mi è sembrato anche pulito. Sì, tocca il pallone, lo sfiora, comunque si ripartirà con un calcio di munizione per il Bayern di Monaco. Vai Bobotta che quest'anno è l'anno tuo, hanno inquadrato le magliette, c'è un dettaglio, una roba bruttissima, hanno dovuto togliere la cosa della Coppa Italia che era applicata con la cosa. Lasciate un like per le magliette pezzotte. Vabbè, Elmas in pressing sui difensori del Bayern, ora va Politano, veramente stiamo dando tutto in pressing, ma trovano un filtrante, adesso è l'1 contro 1 Coman Malquit, vediamo come si sviluppa l'azione ed è Bobotta che ferma tutto al limite dell'area e fa ripartire Elmas. Ora è Politano, movimento finta rientrare di Politano, costretto al fallo il difensore del Bayern. Bravo Bobotta, giocatore mentalizzato di questo inizio, di questi primi 5 minuti di gara. Avanti, indietro, costruzione e distruzione. Bravo Bobotta. Stiamo picchiando, Evidentemente è stato importante anche l'incontro con la Pro Vercelli, dove abbiamo perso Dem, forse andando anche leggero sul pallone. Devi andare tosto, perché se non vai tosto ti fai male tu, questa è una regola del calcio. Koulibaly, serve Mario Rui che avanza palla al piede, ha di fronte a sé Zedatka, ma serve Zielinski più centrale. Zielinski riesce con uno spunto a superare un paio di avversari, ma poi viene fermato. Ora è il recupero di palla di Zielinski, bene così ragazzi, recupero alto, così ci piace. Bobotta scambia con Koulibaly, Koulibaly trova Zedatka sulla sinistra, prova l'iniziativa. Zedatka riesce a servire Zielinski che non è in posizione di fuorigioco. Zielinski ancora per Mario Rui in posizione di cross, il cross arretrato per Zedatka ma viene anticipato al limite dell'area, ma ancora un recupero altissimo di Bobotta. Bravo, madonna mia come mi sto emozionando con Bobotta, migliore in campo a mani basse, proprio le mani proprio basse come il culo stesso del giocatore della nazionalità di Hamsik. Attenzione, adesso c'era un tentativo ma credo in fuorigioco Lewandowski, comunque ben anticipato da Manolas.
Ricordiamoci, Lewandowski, capiamo lo spessore dei nostri avversari. Mario Rui sventaglia verso Manolas, ancora trovato Bobotta tra le linee, ora Elmas, controllo difficoltoso, gli soffia il pallone Conan, attenzione a questa occasione ora per il Bayern, pallone per... bravo Elmas a tornare sul pallone! È bravo Elmas a fermare l'iniziativa e tornare sul pallone, rilancio verso Osimhen, controllo di petto, l'arbitro fa cenno di rialzarsi e ora è il Bayern in possesso palla. Ricordiamo che manca Müller, ovviamente faro del centrocampo, trequartista incredibile, ma si accascia al suolo Conan e mettono in fallo laterale, ancora dei problemini per Coman e ci sarà probabilmente un cambio perché credo che non ce la faccia. Si tocca il fianco, quindi non dovrebbe essere niente di gravissimo, ma a quanto pare il fastidio è importante e vediamo scaldarsi un suo compagno di squadra dalla panchina che adesso individueremo e cercheremo di capire di chi si tratta. Rivediamo questo intervento. Quindi praticamente nell'intervento di Bobotta c'è stata un'ancata. E voi lo sapete che il culo di Bobotta è importante, nonostante lui abbia perso peso. E in questa ancata Coman ha avuto la peggio e quindi dovrà rinunciare a questa amichevole. Riparte il Bayern Monaco dalla difesa. È entrato Choupo-Moting, signori miei, è entrato Choupo-Moting, quindi quasi una doppia punta in questo momento per il Bayern. Vediamo se si metterà comunque sulla sinistra, così sembra. Choupo-Moting e dall'altra parte vediamo ora un buon intervento di Koulibaly in scivolata, la classica occasione giocata di Koulibaly. Ora è Zedatka che lancia in profondità Osimhen, 1 contro 1, viene fermato probabilmente da un fuorigioco, però abbiamo rivisto la classica scivolata pulita di Koulibaly che prende solo il pallone e riparte palla al piede, una roba emozionante, spesso rischiosa, ma che comunque esalta i tifosi del Napoli. Manolas anticipa proprio Choupo-Moting e ora è Malqui che cerca e non trova un compagno in avanti. Attenzione ora a questa intervento in scivolata, una diagonale di Malqui per anticipare il suo avversario, pallone che finisce in calcio d'angolo. Il rilancio di Malqui non è stato preciso, ma ci ha messo una pezza. Successivamente e quindi ma voi state mettendo i like, cioè siete 250 di voi e non avete messo 250 like considerando che 50 erano già preventivi. Calcio d'angolo per il Bayern di Monaco, svirgola Zedatka, la palla torna in possesso dei bavaresi, il cross pericoloso, Upamecano non ci arriva per un attimo. Upamecano, ragazzi, mamma mia, il mio giocatore preferito, ma è ancora calcio d'angolo, quindi c'è stato un intervento, fallo laterale per il Bayern di Monaco, c'è stato un intervento di un difensore napoletano ad anticipare Upamecano in posizione molto pericolosa di fronte all'area difesa, la porta difesa da Nikita Contini, mentre Spallettone in piedi davanti alla panchina osserva i movimenti dei suoi. Ancora il Bayern di Monaco dal limite dell'area pensa al tiro, ma c'è ancora Choupo-Moting che sfida ora Elmas, si torna indietro, si cerca spazio, ma il Napoli chiude bene e intercetta il passaggio con Politano che rilancia col destro, bene per Osimhen che la stoppa bene e parte da solo Osimhen, ha preso vantaggio ma è più defilato, riesce a metterla in mezzo il ragazzo, signori, ce l'ha. Sento applausi dall'arena. Il ragazzo ce l'ha lo spunto, signori, se riusciamo ad accompagnarlo e a dargli una mano, perché poi non può fare tutto da solo, ma il ragazzo ce l'ha. Se non ce l'ha lui, chi ce l'ha?
Si ferma tutto nel frattempo, la connessione non è quella che è, ma ancora Osimhen in pressing sui portatori di palla del Bayern di Monaco, ancora sfidato Malqui, attaccano molto sulla sinistra, adesso è fermate tutti. Manolas che non vede il pallone, finisce sulla caviglia dell'avversario ed è inquadrato, credo in questo momento, quello che mi sembra Oliver Kahn, se non vado errato, leggendario portiere tedesco. Ancora un'occasione per il Bayern di Monaco, il cross dalla sinistra, buon intervento ad anticipare e a spazzare l'aria da parte di Osimhen in ripiegamento difensivo, e sarà calcio d'angolo. Ora fanno girare il pallone i bavaresi in maglia rossa, in completa tenuta rossa. Lewandowski defilato sulla destra, si torna indietro, messo bene in campo il Napoli, occupa bene lo spazio e costringe il Bayern Monaco a un giro palla più compassato. Ora c'è un lancio, c'è un pochino di spazio per Lewandowski, ma la palla è lunga e non ci può arrivare il pur bravo centravanti polacco. Ricordiamo che mercoledì ci sarà un ulteriore amichevole per il Napoli che volerà a Krakow per affrontare la squadra polacca, che sono in grande attesa di questa partita e vorranno riabbracciare il compagno Piotr Zelinski. Ancora Lewandowski, ora il Bayern sta recuperando un pochino più di possesso palla, ma ferma tutto Bobotta, il rilancio verso Osimhen che lotta con il difensore, alla meglio stavolta il difensore del Bayern di Monaco. Bello scontro fisico in velocità. Ora è Pavard, si ritorna da Upamecano di fronte a Segoretzka. Avanza il Bayern di Monaco dopo un buon inizio del Napoli. Ora il Bayern di Monaco sta prendendo un pochino più di campo, c'è Lewandowski costretto a svariare lungo tutto il fronte avversario perché non c'è spazio in via centrale, chiuso nella morsa di Manolas e Koulibaly, costretto a cercare palla. Qui inseguito bene da Malqui. Come è brutto fatta la toppa della Coppa Italia che è stata tolta a mano, è una roba bruttissima. Bobotta, regista, serve Koulibaly, ancora il lancio di Koulibaly verso Elmas, controllo difficile per il macedone che aggancia il pallone ma ne perde la disponibilità. Resta avanzato Elmas per il primo pressing con Osimhen, ora è Upamecano che è costretto a tornare indietro dal portiere. Come sappiamo nel 4-3-3 si alternano le mezze ali nel primo pressing, ma in questo caso il pressing alto di Bobotta non va a buon fine. Riesce Malqui a toccare in extremis il pallone in fallo laterale. C'è stato un buon filtrante da parte di non so chi, in questo caso il pressing alto di Bobotta non è andato a buon fine, azione simile a quella che Levitan Artemius Blue, ma sei pazzo completamente, erano tipo 2 mesi erano tipo 2 mesi che stava Levitan ho capito adesso, qua dici, perché giustamente l'ultima aveva, quando sei bello. Grazie amico mio, perché la vita aumenta, dici tu, e quindi da 6 passiamo a 13. Sei straordinario, ti voglio bene dell'anima. Anche tu in Germania, chissà come la senti questa partita. Nikita Contini, un pochino di fazzolettino disfruttiva con Bobotta che la tocca più volte, ma riesce a servire con uno scambio con Malqui e si libera di 3 avversari con questa triangolazione, e poi serve Mario Rui. Bravo Bobotta. Elmas stavolta sulla sinistra in posizione Zielinski, scambia con Mario Rui, ora è Zedadka, ancora Elmas che serve Bobotta al centro. Elmas, Koulibaly,
Elmas, quindi si è invertito più o meno la posizione con Zielinski, a meno che Zielinski non sia ora sotto punta, con Elmas a fianco Bobotta con il doppio play. Questo sarà, ragazzi, lo spunto tattico è questo: creare un po' di macello e non dare punti di riferimento. Ora è Politano che cerca lo spunto, recupero del pallone da parte di Zielinski, il lancio cercato il filtrante per Osimhen, ma Bobotta ha un senso della posizione, ragazzi, stasera recupera tutti i palloni lanciati in avanti dal Bayern, sa dove mettersi. Mi sta piacendo, recupera il pallone il Bayern di Monaco, avanza con Upamecano con il numero 2 e ora dal centro di cerchio campo fermato Lewandowski che si lamenta, voleva un intervento di qualcuno per qualcosa, andiamo a rivedere, non c'è nulla, l'arbitro fa cenno che si può proseguire, ancora Bobotta, faro di questo centrocampo, bisogna dirlo, Lobotka, ma sei un giocatore completamente diverso, ma che bello, e vediamo come si sviluppa quest'ulteriore azione del Bayern, preso in mezzo Osimhen che chiede a gran voce una mano nel primo pressing, in questo caso non aveva compagni accanto a sé, ora è Politano, ma c'è questo cross che Nikita Contini, cross innocuo che Nikita non riesce a bloccare, gli scappa il pallone dalle mani dalla presa che doveva essere facile, chiede scusa il bravo portiere del Napoli, di cui si dice un gran bene, lo sapete benissimo. Siamo un pochino in ritardo con il timer, siamo qualche secondo in avanti, ma chi se ne frega. Il cross viene allontanato da Malqui, resta in piedi Spalletti a dare indicazioni ai suoi, mentre il Bayern con questo lancio che viene fermato da Contini in uscita in presa alta subisce fallo e Koulibaly chiede formalmente un cartellino per l'intervento sul portiere che era uscito gridando Mia, presa salda che viene interrotta dal difensore Mianzou che va in sfondamento sul portiere dalla chioma bionda ma non naturale. Bisogna dire quello che bisogna dire. Assolutamente. Vi siete dimenticati di lasciare like? Io sono Valerio Fluido da New York, mi potete seguire su Instagram, dobbiamo arrivare a 10.000 pure su Instagram, se no non posso fare gli swipe up, ma non fa niente, mi rendo conto. Su Instagram parliamo anche di musica perché è così. Brutto passaggio di Malqui che fa fuori Bobotta, non ci può arrivare il centrocampista ed ora c'è questo tiro, ma è buono l'intervento. Qua c'è fallo su Zedatka. Bravo Zedatka, bene il Napoli che ci ha messo una pezza, qualche erroruccio in fase di impostazione che ci sta, perché comunque siamo ancora in fase di preparazione e le gambe possono essere più pesanti. Il lancio di Bobotta, stavolta fuori misura, però mi piace sottolineare il recupero della palla, perché se si perde palla e si è mentalizzati a recuperarla alta, questa è una cosa di cui Spalletti ci ha anche parlato, la voglia di vedere una squadra che appena perde palla prova il recupero immediato per non dare spazio e tempo agli avversari di impostare un'azione pericolosa. Ancora un lancio per Choupo-Moting che è troppo lungo, non ci può arrivare il numero 13 del Bayern, entrato al posto di Coman per infortunio. Spalletti ce l'ha con qualcuno in maniera seria, spiega delle dinamiche, dice ci fanno un culo così. Spalletti ha detto ci fanno un culo così. Grande Spalletti ha spiegato una cosa tecnica praticamente a qualcuno dei nostri: se non fai questo movimento, se non stai bello attaccato, ci fanno un culo così. Intervento di Manolas e rilancia
Koulibaly a spazzare l'aria, Spalletti non la manda a dire e spiega la situazione per quella che è. Ancora Choupo-Moting defilato sulla sinistra, controllato da Malqui, ora si ritorna indietro, c'è una sovrapposizione di Pavard per creare più densità nell'area, ma ora è il numero 10 che cerca un po' di spazio. Ovviamente il Napoli rincula, ma questo lancio pericoloso per Lewandowski, leggermente in ritardo, blocca sicuro a terra Nikita Contini. Partita piacevole, partita come l'avremmo voluta, perché le due squadre si affrontano a viso aperto, c'è da difendere quando c'è da difendere, ma il Napoli non rinunzia a giocare il pallone, ora avanza con Koulibaly, si ferma, trova Bobotta tra le linee, Bobotta alza il pallone verso Politano, non facile il controllo, la mette a terra Matteo e si riparte da Malqui per Manolas che alza il pallone verso Mario Rui. Ci arriva di testa Mario Rui, costretto però a un intervento pericoloso, si lamenta il portoghese nei confronti di Manolas, in effetti il passaggio non era dei migliori e perdiamo palla per questa imprecisione nell'impostazione da parte del greco. Riparte il Bayern di Monaco con il consueto giro palla con i difensori, ma c'è un errore di un Upamecano che con un po' di presunzione ci è andato leggero su quel passaggio per il suo compagno e Osimhen ne stava approfittando, ma il controllo purtroppo è leggermente lungo e quindi l'altro difensore Miyazu riesce a spazzare. Che peccato. E anche Upamecano può commettere un'ingenuità, è il calcio d'agosto. Sappiamo, mi hanno detto, non l'ho visto, immaginiamo che il Bayern nelle prime uscite non ha fatto benissimo, quindi c'è anche un po' di preoccupazione a Monaco sul nuovo tecnico, sulla squadra e sulla nuova stagione che si avvicina. Quindi sapevamo che sarebbe stata partita vera contro il Napoli, perché non possono steccare un'altra amichevole loro. Zielinski ridà la palla a Mario Rui, ora Osimhen che la stoppa e la controlla, aggredito da due avversari, la perde e ora riparte il Bayern. È tutto lavoro che deve mettere nelle gambe Osimhen, che vediamo ancora in pressing sul portiere, costretto al rilancio lungo, il colpo di testa mancato da Malqui, Choupo-Moting, ma Malqui è bravo a toccare il pallone che richiede una rimessa laterale, ma viene assegnata ai padroni di casa. Continua il pressing alto delle mezze ali, ora il pallone ce l'ha il portiere, vediamo Elmas e Zielinski molto alti vicino a Osimhen e si alza anche Bobotta. Signori, questa è una chiave tattica che vi devo spiegare domani mattina, quindi iscrivetevi al canale, non fate i fessi perché vi devo spiegare delle cose tattiche domani mattina e non ve le perdete, perché poi voi dite ma quello il 4-3, io ve lo devo spiegare bene quello che stiamo vedendo. Si alzano tutti tantissimo, è una roba un po' ancelottiana, bella, pericolosa, interessante, eccitante, difficile. Se c'hai colpo di tacco di Malqui che trova Politano, ne parliamo poi, ne parleremo anche a fine live. Bobotta in possesso di palla, Politano, tutta schierata la difesa del Bayern di Monaco, e Malqui che trova questo filtrante per Zielinski, non facile, la rimette al centro ma la palla era già uscita. Pallone un po' lungo da parte di Malqui per Piotr Zielinski con il numero 20. Non ha brillato in questo europeo Piotr Zielinski e potrebbe essere stato un bene, altrimenti le offerte sarebbero fioccate per il bravo trequartista polacco, reduce da una stagione straordinaria per me nel ruolo fisso di trequartista dietro Osimhen, dietro la prima punta, tanti gol, tanti dribbling, tanta consapevolezza nei propri mezzi.
ma lui ha ribadito anche nell'incontro con i tifosi che lui si trova a suo agio anche a 2 a centrocampo, anche come mezzala, può fare anche il regista. Attenzione al tiro e la parata di Nikita Contini, gran tiro, e ora c'è Choupo-Moting prova la rovesciata, ma c'è stato un primo tiro di non ho visto chi, rivediamo adesso. C'è stato un inserimento, lascia andare, e quindi questo è il numero 42 che va al tiro, buona la parata di Contini e poi si coordina per la rovesciata. Choupo-Moting spettacolare, ma che finisce al lato, controllata la palla da Nikita Contini, forse palla anche sfiorata da Politano che non è potuto intervenire. Riparte ora il Bayern di Monaco, segnaliamo un'azione pericolosa per i bavaresi. Ora è Lewandowski che controlla sulla tre quarti, ancora il Bayern in possesso palla, c'è Choupo-Moting che ha avuto un buon impatto sulla gara. Sané, ancora Goretzka, prova il filtrante e qui c'è un pochino di vedi, guarda come si devono litigare Nikita Contini e Mario Rui. Se è uscito Nikita Contini e se l'è chiamata, non devi intervenire tu e ti incazzi, sei 1 metro e una virgola, è meglio che esce come concetto, è meglio che esce Contini, no? Che può uscire con le mani, che ti incazzi. Calcio d'angolo, Yammabel. Perché così no. Ancora un'occasione per il Bayern, pallone giostrato al limite dell'area, costretto a tornare indietro per un buon pressing da parte di Zedadka che guadagna la rimessa laterale. Ora sulla questione Mario Rui, perché c'è stato questo filtrante, Mario Rui ha fatto una buona diagonale, ha messo la palla in calcio d'angolo, però abbiamo sentito che Contini urla. Se Contini urla e si è chiamato il pallone, tu non puoi intervenire, Mario Rui, non puoi intervenire. Poi vuoi intervenire, benissimo, non vi litigate tra di voi, non potete litigare tra di voi, datevi il 5, non avete imparato niente da quella Chiellini, Acerbi, Bonucci con Di Lorenzo, quella unione, la voglia di difendere quando fai un intervento così, datevi il 5 come se fosse un gol, è importante. Troppe volte l'anno scorso abbiamo visto gente con le braccia aperte, ma ci dovevi andare tu, ci dovevo andare io. No, dai, perché già è bella Prutusine, diceva. Se ci litighiamo pure tra di noi, il mazzo non può aiutarci. Dobbiamo essere uniti nel sperare che tutto vada bene. Quando siamo al 30° e 15 secondi, quindi siamo in ritardo di 15 secondi con il con il timer, ma non fa niente. Questo è buon intervento di Malqui, Politano per Zielinski, controllo troppo lungo, attenzione, recupera palla il Bayern, ancora Politano bravo in scivolata, Zielinski, Politano, Elmas la tocca per Zielinski che viene toccato duro ma fa proseguire l'arbitro. Zielinski si rotola ma si rialza subito, male Zielinski, non devi simulare, non voglio che simulate, nessuno di noi, male, non sopporto le simulazioni. Se ti rotoli devi stare a terra perché t'hanno struppiata. Non sopporto le simulazioni. Bayern di Monaco ancora in possesso di palla. Non le sopporto. Ma quello deve accentuare, se no l'arbitro. Non me ne frega. Dobbiamo essere superiori, tanto non ci stiamo giocando nessun mondiale che tu dici quello che per vincere va bene pure che tu accentui, è un amichevole, alzati da terra. Non ce la faccio, non lo sopporto. Ancora il Bayern in possesso palla, sviluppa sulla sinistra dove Choupo-Moting è molto cercato dai compagni ma ben guardato a vista, non guardato a vista è brutto però, Malqui si attacca a Choupo-Moting e gli costringe il numero 13 a lasciare il pallone in fallo laterale. Discreta prova di Malqui finora, un po' impreciso in alcuni appoggi, ma sta giocando sull'avversario con applicazione
mentre vediamo Politano con dei problemi di scarpini, problemi di interni di scarpini. Che si sta mettendo? Solamente si è tolto proprio le scarpe e sta mettendo degli scarpini che sono solo l'interno. Non sembra una scarpa, sembra solo l'interno di plastica. Vediamo se gioca con le paposce. Ancora magari è una marca nuova, una nuova cosa però immagino che la sensibilità sul pallone debba essere straordinaria. Ancora Choupo-Moting che punta mal qui. Ancora l'intervento in ripiegamento di Politano che però mette in difficoltà Koulibaly, bravo in scivolata a recuperare il pallone. Ora è Zedatka. Osserva il movimento in sovrapposizione di Mario Rui, ma lascia il pallone al centro per Lobotka che trova un buon filtrante per Zielinski che la tocca per un attimo, recupera ancora Zedatka, pallone volante contestato da Koulibaly ma che viene recuperato dal Bayern. Partita vera, io mi sto divertendo tanto, sto perdendo la voce perché i ritmi sono anche abbastanza alti. Bevi, direbbe qualcuno, e io bevo. Signora, i limoni! Ma gente che merita pistacchi in chat ce ne sono? Nel caso voi gli dite TVB, spiegategli come funziona, perché in tutte queste amichevoli delle altre squadre che ho visto un pochino in chiaro sui canali YouTube ufficiali delle squadre, in queste cose le partite c'erano sempre i tifosi delle altre squadre. Merda. Voi dite TVB perché noi siamo superiori. Vediamo Politano ancora con queste scarpettine che non ho capito se sono definitive. A me sembrava solo l'interno di plastica, sai, per l'aderenza, ma evidentemente comunque ci sono dei tacchetti, quindi forse mi sbaglio. Fallo laterale per il Napoli. Politano lascia Malqui che serve Zielinski, controllo immediato di Zielinski per Politano, la palla resta lì, ancora Politano chiuso tra 3 avversari, commette anche fallo ma recupera palla Malqui. Si lotta in un fazzoletto, Malqui cerca, bravo, però resta in possesso di palla. Il cross è anche interessante, attenzione, tiro di Elmas spettacolare, schiaccia al volo il pallone a terra e la palla risulta lenta, parata plastica del portiere, ma è stato bravo Malqui a credere fino in fondo in quel pallone, a metterlo al centro. È arrivato da dietro Elif, il diamante Elmas, che ha schiacciato questo pallone sul terreno di gioco. Il tiro al volo risulta poi debole. Intervento di Malqui, intervento di Bobotta, recupero palla di Zielinski per Osimhen, bravi ragazzi. Ancora Malqui che trova un po' di spazio stavolta per vie centrali, viene recuperato da Choupo-Moting, resta a terra Malqui, l'arbitro non chiama il fallo, ma è bravo Bobotta, è bravo Bobotta con un movimento a mettersi davanti al pallone e il Napoli recupera palla. Bobotta la mette fuori per far recuperare Malqui che è ancora a terra, dolorante. Spalletti spiega altre cose, lo vedo bello teso Spalletti. C'è stato l'intervento sul piede di Choupo-Moting su Malqui, senza dubbio, trova palla e piede, caviglia. Ma qui rivediamo il cross di Malqui e l'arrivo al volo di Elmas con la parata plastica del portiere. Per i fotografi si usava dire. Vediamo di non perdere altra gente per infortuni, che sono finiti i giocatori. Sulla destra sappiamo avere l'ottimo prospetto di cui vi ho parlato in tempi prima che ne parlassero tutti quanti. Non mi fate dire certe cose, ma Zanoli,
il giocatore che più mi ha impressionato. Non che abbia fatto cose incredibili, ma che sta bene in campo, che ha fisicità, che ha la possibilità di crescere. Se ti devi conservare a uno, ti devi conservare a lui. 20 anni, rendendoti anche conto che Malqui ne ha 30. Però buona gara da parte di Malqui finora. Questi primi 37 minuti e 29, mamma mia, stiamo perdendo proprio terreno. È come se andasse più veloce la realtà. Spray miracoloso per Malqui che sente dolore. Speriamo non sia nulla di grave, lo rivediamo appoggiare, fare le prove, appoggiare i piedi a terra. Lobotka gira verso Mario Rui anche col sinistro. Bravo Stanislav. Pallone che trova Zielinski, controllo orientato, il lancio dall'altra parte verso Politano con il contagiri straordinario Zielinski. Politano ora punta il suo avversario, trova lo spazio per il cross e c'è l'anticipo da parte di Zedadka su portiere e difensore. Non trova la porta, ma buona occasione per il Napoli. Zedadka aveva tagliato sul primo palo, era rimasto più arretrato Osimhen. È un'azione interessante, sviluppata bene. Bobotta, Zielinski, Politano, conclusa sì con questo tentativo al volo da parte di Zedadka che non inquadra la porta. Buon Napoli, buon Bayern, partita piacevole. Ora ancora pericoloso questo pallone a metà, lo stanno provando spesso quello del Bayern, trovare impreparato Malqui che è spesso molto alto, e quindi questi palloni a metà tra Manolas e Malqui dove si inserisce poi Choupo-Moting tagliando tutto il campo, e quindi Malqui ha tanto lavoro da fare nello scappare all'indietro in ripiegamento. Sono rischi che ti devi prendere. Mario Rui serve è Elmas spostato sulla sinistra, ancora Mario Rui, serve ora Manolas, si muove Manolas, un rischio, 2 dribbling, 3 dribbling, allarga le braccia Manolas, forse non aiutato dai compagni, ma ora è Zielinski, un controllo orientato addirittura cadendo, bellissimo. Zedadka di testa per Elmas, attenzione, Elmas serve Mario Rui, ha un po' di spazio davanti a sé, prepara il cross, ci arriva Osimhen, ma la palla è alta. Era un cross a metà tra Osimhen e Politano. Osimhen riesce a staccare di testa, il cross era molto... non è riuscito a imprimere necessaria forza e precisione, ma buona azione del Napoli anche questa volta. Niente male. Ci prendiamo dei rischi ogni tanto, ma quando riusciamo a superare il centrocampo non c'è male. Upamecano attaccato da Osimhen che sta facendo un lavoro importante di sacrificio sui possessori di palla avversari. Ora vediamo come si alzano. Palla al portiere, quindi si alzano sia Elmas che Zielinski, il portiere rilancia lungo ed ecco che la difesa deve scappare. Recupero di Mario Rui, doppio palleggio e rilancio in fallo laterale, non riesce a tenerla in campo Zedadka. Quindi ragazzi, si pressa alti, per non dire altissimi, cosa che veramente potevamo vedere poco contro Provercelli e Bassa Unania, perché non erano degli avversari insomma probanti, ma si pressa alto anche il Bayern senza lasciar loro possibilità di palleggiare. E poi attenzione, brutto fallo su Zielinski, in scivolata. Politano chiede un cartellino, l'arbitro non è d'accordo, ma rivediamo questo fallo evitabile, era in ritardo. C'è fair play, rivediamo, penso nulla di grave. Sì, ok, fortunatamente non l'ha preso con la gamba piegata e non con quella
tesa, quindi tutto a posto. Riparte il Bayern di Monaco, ancora cercano un po' di spazio, ma il Napoli si chiude bene, ancora un 1-2 veloce, ora c'è il tiro e la parata di Contini, tiro da parte di Gnabry che è riuscito ad andare a liberare il destro dopo questo scambio con Choupo-Moting, si libera di Lobotka e va al tiro, forse c'è stato solo il palo, non Contini, rivediamo, c'è stata deviazione da parte di Manolas sul palo. Occasione importante per il Bayern che ora batte questo calcio d'angolo, il cross teso, bravo Koulibaly a bloccare questo tiro al volo e la mette in fallo laterale. Si è immolato Koulibaly sul tiro di Goretzka dopo che la palla aveva attraversato tutta l'area di rigore, e ora è Mario Rui a rimettere in fallo laterale. Il Napoli ora deve difendersi. Avete lasciato i like? Tra poco, vi dico subito, perché 350 di voi non lo sapete, abbiamo l'inviato dal Bayern di Monaco, da Monaco, dall'Allianz Arena. Bravo Malqui che ferma tutto e prova a ripartire, ma gli soffiano il pallone fallosamente. Bravo Malqui. Inviato da Monaco il nostro amico bellino Vincenzo Colucci, che dallo stadio ci farà vedere la situazione e ci darà un'impressione dal campo, perché quello che vediamo noi in TV è una cosa, quello che si vede sul campo ne è un'altra, e abbiamo questo collegamento esclusivo, si può dire? Collegamento esclusivo, si può dire, perché solo noi ce l'abbiamo, Vincenzo Colucci da Monaco, che si è fatto 8 ore di macchina, di pullman da Berlino per andare ad assistere a questa amichevole. Pallone recuperato da Zielinski, lo perde, lo recupera Mario Rui, ancora Zielinski, cerca lo spazio per il tiro, lo prova! Pallone che lambisce il palo, non lontano dall'1-0 il Napoli con questo tiro di Zielinski. Buona palla recuperata da Mario Rui. Zielinski ha di fronte a sé un avversario, trova un po' di spazio, il tiro sul primo palo, secco, rasoterra, non inquadra la porta, non di molto. Ancora un buon intervento di Malqui difensivo, ma la palla resta lì. Si può far meglio, ma si poteva fare anche molto peggio. Non eravamo in grande... Oh, guarda Mario Rui, che bell'intervento difensivo. Riparte, no, deve ritornare indietro, ma va bene. Bobotta in possesso di palla, il lancio lungo, molto lungo, forse troppo lungo, per Politano, anticipato dal portiere. E c'è il fischio di metà tempo, quindi andiamo subito a vedere i vostri commenti, signori miei. Allora, ditemi cosa ne pensate. Ditemi cosa ne pensate mentre aspettiamo l'amico bellino da Monaco che ci darà le sue impressioni. Ditemi cosa ne pensate. Buongiorno Archius, buongiorno Renato. 5-0 per il Bayern non mi sembra proprio finora. Poi se ne fanno 5 nel secondo tempo vedremo. Nel frattempo non lo so se sei dei nostri o non lo sei, un TVB io te lo lascio. Politano con le scarpe Adidas, lui dovrebbe essere di Nike, o sbaglio? Amico, ho cercato di capire questa situazione degli scarpini, perché li ha cambiati al volo, forse c'erano dei problemi. Vediamo un pochino se questa situazione resta quella, non lo so. Allora, seguendo solo la tua telecronaca, come sta giocando Zedadka? Non è stato chiamato in causa moltissimo, però ha avuto un'occasione dove ha anticipato il portiere, si sta muovendo abbastanza bene. Ovviamente serve qualcosa di più lì, però non me la sento di prendermela con lui. Non mi aspettavo un buon Napoli nel complessivo di questo primo tempo. Buon Napoli, mi sento di dirlo. È arrabbiato, sì, Mick, ottima osservazione. È decisamente arrabbiato. Nel frattempo fatemi pausare il cronometro, perché altrimenti non ne capiamo niente. Nel dubbio un po' di arachidi,
Appena abbiamo alzato Zielu siamo stati più pericolosi. Bravo Simone. Ragazzi, a livello tattico è molto interessante questa situazione qua, perché veramente siamo fluidi. Mo ci vuole Valerio fluido, e sembra che Spalletti non voglia dare punti di riferimento all'avversario, e quindi c'è molto movimento da parte delle mezze ali. Elmas e Zielinski si alternano molto, e questo potrebbe essere una soluzione interessante nel frattempo che aspettiamo Fabian e il ritorno di Dem. Buon Napoli contro un Bayern che sta imparando nuovi concetti da un nuovo allenatore, questo è vero. Difende diversamente da Gattuso, comunque piccolo dettaglio, Spalletti farà tornare Kalidou più forte che mai, me lo sento, speriamo TD. Allora, la difesa dipende TD, perché col 4-2-3-1 puro tu difendi 4-4-2, e quindi il trequartista diventa punta centrale insieme ad Osimhen. In questo caso, essendo un 4-3-3, come faceva anche Gattuso, dovete ricordarvelo, sono le mezze ali che devono andare nel primo pressing. Poi dipende se questo primo pressing lo fai fino in fondo, quindi come sta succedendo oggi, fai alzare anche Lobotka, fai alzare anche Politano, fai alzare anche Zedadka, e poi resta bloccata la linea di 4 che deve poi scappare. Questa è la differenza che vedo finora. Ma qui Manuel Politano che aiuta. Ciao Fabietto, si parla di Mario Rui. Lobotka mi sembra in palla sia nell'impostazione sia in copertura, l'ho visto intercettare, esattamente sì, veramente interessante. Sono nuovo, se non sbaglio tatticamente, 4-1-4-2, e sono troppi 4-1-4-2. Spalletti difende col 4-1-4-2, non 4-4-2 come Spalletti. Amico, dato che sei Forza Napoli non ti posso chiamare per nome, riorganizza il concetto e riscrivimelo. Sì, non male proprio. Un po' di cazzimma sotto porta, e poteva anche, vero Antonio? Molto bene. Avanti Savoia! Si intravede qualche bella manovra offensiva, siamo anche tosti nel recupero palla, non c'è male. Lobotka metronomo assoluto, ragazzi, sta lì, si fa vedere, si prende il pallone, si prende delle responsabilità. Come ho visto Victor, finora molto lavoro sporco sugli avversari, un paio di volte li ha messi in difficoltà, un paio di volte è scappato in velocità, un paio di volte gli è venuto meno giusto il controllo preciso per rimanere in possesso di palla. Sta lì, non ha avuto occasioni per segnare, ma sta lì pronto. Sì, proprio sì, Luca, proprio sì. Contini mi è sembrato pronto, vero? Pare che Contini dovrebbe andare a giocare, dovrebbe rimanere il polacco Dasiak come terzo portiere. Ridendo e scherzando, sia Mario Rui che Lobotka non male. Victor può far male? Assolutamente sì. Bravi tutti per attenzione, e Contini lo terrei come secondo. Pier, quindi tu venderesti uno Spina? Secondo me Contini potrebbe essere il secondo. Dani, benvenuto, sono sicuro che tu sei nuovo, iscriviti al canale. Questo Napoli mi ha impressionato in questo primo tempo. Mi ha impressionato perché siamo stati belli tosti, la partita è piacevole. Secondo voi perché Marek ha speso in intervista belle parole per Lobo? Francesco, ovviamente Marek non si sarebbe sbilanciato, però sono anche connazionali, e non è che, cioè, se fai a Politano, se gli chiedi un'intervista su Bernardeschi, lui ti dirà belle cose, quindi va bene, ovviamente delle qualità doveva averle, ma al di là delle parole di Marek, le abbiamo viste negli highlights quando giocava in Spagna, delle qualità doveva averle, non poteva non essere. Poi se il sovrappeso era dovuto, abbiamo letto, qualcuno ha detto, anche a problemi alla tiroide, cose. Capita che tu sei in un periodo dove non sei tanto in forma, e voglio dire, io ne so qualcosa, però se ti metti d'impegno e hai un obiettivo con il nuovo allenatore, magari hai voluto impressionare, molto bene. Sta giocando molto bene Massimo, benvenuto, iscriviti al canale se non sei iscritto già.
L'eccitazione di Marianella per Malquit fantastica. Ciao Nicola. 4-5-1, non 4-4-2. Secondo me l'idea di Spalletti è 4-2-3-1 in fase di non possesso e 4-5-1 in fase di non possesso. Ne parliamo bene domani, amico mio, perché io credo che se oggi noi stiamo vedendo più un 4-3-3, quindi è ovvio che il 4-3-3 è 4-5-1 ed era 4-5-1 anche con Gattuso, 4-1-4-1, insomma stiamo lì. Anche con Gattuso, quando Gattuso utilizzava il 4-3-3, quando siamo passati a 4-2-3-1 con Gattuso, la difesa era 4-4-2 e anche con Spalletti abbiamo visto questo con il 4-2-3-1, ma oggi è 4-3-3, quindi ovviamente si devono alternare le mezze ali accanto ad Osimhen nel primo pressing. Voglio vedere Zanoli, anche io, mi farebbe piacere vederlo in uno stadio importante. Bella partita, ma non ci esaltiamo. È chiaro, Riccardo, e chi si esalta, però era importante non prendere imbarcate, era importante non soffrire l'avversario, non soffrire lo stadio, e non lo stiamo facendo molto bene. Meno compiti difensivi non lo so, Carmine, io credo che debba comunque inseguire gli avversari, ma probabilmente una cosa gliel'avrà detta Spalletti, dice non ti sfiacchi, vacci una volta in meno, ecco, così magari sei una volta in più lucido sotto porta. Io credo che questo sia un come si dice, un consiglio che si può dare ad Osimhen, vacci una volta in meno. Vediamo un pochino se il nostro inviato, vai, stesso link. Vediamo se il nostro inviato da Monaco ci può far vedere un qualche cosa. Vediamo un pochino. Comunque sì, la questione di Osimhen, magari vacci una volta in meno, perché la richiesta di correre una volta in più si dà agli Elmas, ai Zielinski, ai Lobotka, ai centrocampisti che Spalletti ha detto devono lavorare il triplo. Allora, vediamo un pochino se il nostro inviato, cosa straordinaria, solo gli inviato stringono di più in mezzo al campo rispetto a prima. Sì, parli degli esterni, quali esterni? I terzini, gli esterni alti, Politano e Tedesca? Elmas, come l'hai visto? Signori, vediamo come l'ha visto il nostro inviato bellino Vincenzo Colucci. Eccoci, ora ti sento meglio. Prima purtroppo c'era lo speaker che proprio se mi sa Luca nel momento in cui era a parlare con te. Era tutto aggressivi. Che primo tempo hai visto, Luigi? Allora, io ti dico, mi ha impressionato Lobotka, ma pare Iniesta, non so a voi. No, vabbè, vero, con le dovute... No, a volte rischia un pochino la giocata, però la fa bene, cioè almeno ha fatto pochi errori, nonostante la pressione dei centrocampisti che aveva addosso. Poi ho visto pure Nikita Contini, mi è piaciuta, ha fatto oltre che si è fatto scivolare la palla in calcio d'angolo, però ho chiesto subito scusa. E poi la cosa devi sentire, dal campo si sente Osimhen come grida, non so se dalla televisione si sente, che si chiama il pressing di Odid, di Zielinski, o magari a volte si trova la Politano, però grida come, e alcune volte lo vedi che dà troppo, cioè dà più di quello che deve, cioè nel senso a volte se lo deve togliere il piede, invece lo mette sempre e questo prende calcio. Questo è un punto interessante, perché dobbiamo proprio capire, Spalletti ne ha parlato spesso, che lui è molto generoso e magari può perdere un po' di lucidità anche per questo, e quindi se lo aiutano nel pressing e lui non deve farlo da solo, è uno spunto interessante. Però pure loro hanno detto, cioè pure nel senso, sentendo un pochino i tifosi qua pure del Bayern, dicono alla fine un pareggio al momento è giusto il risultato. Pure loro, certo, loro hanno giocatori un pochino più un attimo a Lewandowski, però tutti... E non mi sembra si stiano risparmiando, non so qual è la tua impressione. No, pure perché vengono da una sconfitta con Mönchengladbach, vengono dal pareggio con l'Ajax, pure loro comunque non hanno vinte tante di partite nell'estivo, per questo alla fine, però tutto sommato come primo tempo è andata bene. C'è cioè, mo ti faccio vedere, mo mi giro, sì. Tifosi del Napoli, vedi dove c'è
tifosi del Napoli da tutte parti. Infatti è incredibile, non lo so da dove sono usciti, ma stanno un sacco di... a tutte parti a Scibia. Spettacolare. Vincenzo, io ti ringrazio, ti saluto, ci vediamo per un saluto finale a fine partita. Sì, ci sentiamo dopo che ti faccio... Sto insieme ad altri del gruppo Club Napoli Berlino, che però sono qui a Monaco attivi perché si sono trasferiti, quindi dopo ti faccio una bella paranzella con alcuni tedeschi anche. Straordinario, grazie mille ancora. Ciao ragazzi, a dopo raga. A dopo. Mamma mia, che bellezza, l'inviato, c'ho l'inviato. Allora, signori miei, vediamo un pochino. Sindrome gattusiana potrebbe essere, si deve riabituare. Io poi non credo che Spalletti, magari Spalletti non grida come Gattuso, ma l'ho visto, l'abbiamo sottolineato, delle cose dove ci fanno un culo così, l'ha detto proprio, quindi interessante. Lobotka sorprendente, gioco di prima, non ha paura di rischiare l'uscita palla al piede e quando è pressato, se si conferma così potrebbe riscattarsi senza dubbio. Vediamo il secondo, ricordiamo che però Spalletti faceva fare annanzi a rete a Salah e poi l'hanno fatto fare 40 gol. Questo pure Le Vincenzo, questo è una bellissima, è un bellissimo spunto, non c'è male proprio. Non c'è male proprio. Perché è vero quello, ma è vero anche il contrario di quello nel calcio molto spesso, quindi è proprio vero. Però questa è una squadra che deve dimostrare, quindi va bene. Bella l'azione che ha portato, vero? Per quello che ho visto è un Napoli bello in palla, reattivo, fondamentale il pressing altissimo appena perse palla, esatto, questa è una cosa molto sarriana, lo possiamo dire. Robe e qualità, non c'è male. Vediamo una serie infinita di giocatori del Bayern che si stanno scaldando per entrare in questo secondo tempo. Gaetano potrebbe essere, che vedremo Gaetano nei due, come pensa possa fare Spalletti, anche se oggi, ripeto, la formazione è ibrida, quindi non è un 4-2-3-1 bello puro, quindi se entrerà Gaetano, se entrasse al posto di Lobotka probabilmente lo potremmo vedere basso, ma ragazzi, Lobotka sta facendo a tutti gli effetti il perno centrale basso, quindi si devono poi alternare Elmas e Zielinski da mezze ali. Non lo stiamo vedendo il centrocampo a due, credetemi, almeno la mia impressione qui è questa. Che ore sono? Sono le 11:30 del mattino, caro Mimmo. Stanno rischiando la giocata, i nazionali quando tornano dovrebbero tornare il 3, Massi, il 3, quindi per la partita con il Krakow non dovrebbero esserci Meret, Di Lorenzo e Insigne ancora disponibili. Li sto prendendo a caso, ragazzi, lasciate i like, dobbiamo essere a 500 like. Mi fermo, 500 like, quanti like stiamo? No, è perché non esiste, cioè io perdo la voce e voi non lasciate i like per i moderatori, dai. Quanti like stiamo? Quanti like stiamo? Fragilità mentale. A quanti like stiamo? Fatemi sapere. Non parlo più. Non parlo più. Gaetano più mezzala, non più esterno in questo momento, se continua così. 288! Cioè stanno 428 lurcatori, 311. Ah, già, beh. 430 persone e nessuno che lascia like, considerando i 50 like iniziali. Cioè, io non ho capito. Dai, Fabio sta lasciando i spunti tattici e voi non lasciate like. Me ne vado.
è ricominciata, aspettate. È ricominciata, 45esimo, adesso devo far partire il timer nel momento opportuno. Quindi fatemi concentrare. Al 46esimo manca un minutino, ok. Uè, benvenuto su Marin. Vedete che se vi iscrivete al canale, cioè fino a mo' nessuno si è iscritto. Mamma mia, sono deluso. Ma non dagli amici bellini, gli amici bellini sono sempre straordinari. Sono deluso dai lurcatori che lurcano e non capiscono certe dinamiche e non si vanno divertire con noi. Vabbè. Recupero palla di Elmas. Zedatka viene messo a terra fallosamente. Devo far partire, no, abbiamo ancora 41 secondi. 46esimo in questo momento. Koulibaly, Mario Rui, Botta, stavolta il controllo è errato, perde palla, l'abbiamo esaltato troppo. Vediamo ora Sané con la sua nuova capigliatura, ma è bravo Koulibaly a soffiargli il pallone a metà tra Osimhen e Zedatka, non ci può arrivare. Ringrazia Osimhen comunque. Ma Botta ora fa un buon pressing e recupera palla alto, ancora il Bayern di Monaco in possesso di palla. Ora il primo pressing è per Zielinski, Politano, ci siamo quasi ragazzi, tra 5 secondi, ecco qua, più o meno ci siamo, qualche secondo di differenza ma non ha importanza. Chi se ne è giusto un riferimento. Nel frattempo il cross liberato da Koulibaly, Zedatka controlla il pallone, lo perde, attenzione, c'è ancora un tiro ribattuto da Manolas. È entrato tosto in campo il Bayern di Monaco, forse vuole, attenzione a Sané, fa fuori Mario Rui, fa fuori Elmas, il tiro a giro da parte di il nuovo entrato che non vedo non vedo il nome, tengono pure i nomi sul culo questi qua, quindi non ci siamo. Ringrazio Polli, Rita, i lurcatori, esatto. Facciamo allora, Nikita Contini, il rilancio. Osimhen lotta, non riesce a recuperare questo pallone, ma lotta, c'è poi fair play con Sarr. Rivediamo questo pallone conteso, ci arriva prima il tedesco ma poi tocca anche la gamba di Osimhen. Ora in possesso di palla il Bayern, rivediamo. Signori, ma siamo tutti adulti, no? Siamo tutti adulti, io senza biasimo. Attenzione, ora il Bayern sta attaccando con più decisione, pallone che viene toccato da Botta, pericoloso, ancora Zedatka non riesce a completare il disimpegno. Stanno spingendo adesso, mi sa che nel primo tempo si sono un po' mantenuti. Adesso si spinge e il Napoli è costretto a ripiegare. Vediamo un pochino se riusciamo a resistere, se sarà il caso di fare anche qualche... c'è un filtrante sbagliato. Vediamo se sarà il caso anche di fare qualche cambio, ragazzi, perché comunque abbiamo dato parecchio nel primo tempo, con il pressing alto a tutto campo. E magari adesso è anche il caso di farli rifiatare. Vediamo i vari Costa, i vari Unas, i vari Gaetano che si scaldano, è il caso magari. Attenzione, brutto fallo su Zedatka, il francese algerino, mi pare sia francese algerino, comunque un Bagné-Gulam, che con coraggio interviene sul pallone e subisce fallo.
e piange, mani in faccia, attenzione, ecco qua, stessa espressione di Demme, stessa espressione che fece Demme. TVB alle amichevoli che ti distruggono tutti i giocatori che non è... TVB a questi amichevoli che fanno più male che bene. Si rialza Zedatka, riesce a mettere il piede a terra a differenza di Demme che non lo poteva nemmeno appoggiare. E ha paura, dicevano i genitori, no? È la paura che ti fa piangere, solo la paura, non c'è problema. Signori miei, vi siete dimenticati il like. Io ve l'ho detto per tutto il primo tempo e non l'avete lasciato. Di conseguenza, questa sarà l'ultima live di quest'anno. Quest'anno faccio lo sciopero delle live perché voi mi dovete gratificare, a me, al lavoro dei mod. Non lo volete capire. Non lo volete capire che questo è gratis, che il Napoli è l'unica squadra che fa pagare la cosa su Sky, Nizza, Milan gratis, quell'altro Siviglia, Roma gratis, il Napoli fa pagare così, io faccio la telecronaca gratis e manco like volete lasciare. Va bene tutto. Va bene tutto. Questione di algoritmo, tanto poi superiamo i 10.000 e il canale va da sé, non c'è proprio problema. Sono più i lurcatori, amici belli, in questa live, abbiamo capito, ma va benissimo perché vi servono gli spunti tattici che poi dovete far uscire sui blog domani, va benissimo. Mal qui, pallone in calcio d'angolo, no, in fallo di fondo. Arbitro. Guarda Mal qui che ha detto arbitro. Proprio chiamandolo così, arbitro. Magari in inglese, vabbè, non fa niente. C'è una leggera fazzolettiana di Sfacim, che però usciamo bene. Bobotta Zedatka, Bobotta messo a terra, fallo su Stanislav. Siamo usciti bene con un fazzolettino molto veloce, molto rischioso perché adesso è il Bayern che ci sta pressando altissimo e non ci permette di uscire. Vediamo se hanno messo un uomo su Bobotta. Nel frattempo si abbassa Zielinski e scambia con Mario Rui. La verticalizzazione per Osimhen, no, per Zedatka, che viene messo a terra, pallone che è finito fuori, fallo laterale per il Bayern, si lamenta Zedatka. E ora vediamo il pressing alto col portiere costretto ad un rilancio sbilenco. Quindi il Napoli lo recupera questo fallo laterale e Spalletti si lamenta ancora di qualcosa con qualcuno. Sarebbe interessante vedere. Attenzione, l'iniziativa di Elmas viene fermato. Adesso Malqui deve recuperare perché si era avventurato in avanti. Fa buona opposizione anche Bobotta e si riorganizza la difesa il Napoli. Ora vediamo sulla sinistra, Malqui interviene, scivola, ancora la possibilità di un cross ed è Koulibaly che libera l'area di rigore, pallone che resta in possesso del Bayern di Monaco che sta affondando di più, affondando il colpo. Sta pressando con più continuità, attenzione, fatto fuori Zedatka, il passaggio al centro, ancora Sané che tenta però un dribbling in più su Koulibaly e si trascina il pallone direttamente. Ma perché si è fermato il timer? Perché si è fermato il timer? Non mi trovo. Ah, si era fermato momentaneamente. E come mai? Come mai? Ah, adesso sta funzionando. Attenzione ancora al Bayern in possesso palla, c'è la diagonale di Malqui, Zedatka, molti palloni ha toccato in questo secondo tempo, ma il lancio verso Osimhen che viene applaudito dal nigeriano viene intercettato, il Napoli costretto a rinculare. In questa fase stiamo soffrendo un pochino di più, bisogna dirlo, era anche naturale aspettarselo.
dopo un buon primo tempo. Ora ancora Lobotka, controlla il pallone, cerca un'idea, viene circondato da 3 avversari, perde palla. Elmas cerca di dare il 300% in pressing e in fase difensiva. Ancora una diagonale di Malqui, non male, il rilancio verso Zedadka, la palla che finisce in fallo laterale. Bisogna riorganizzare la difesa, ancora un pallone ben intercettato da Malqui, pallone veloce di Zielinski per Politano, c'è un contrasto vinto dal napoletano, ma la palla dopo un rimpallo finisce di nuovo nel possesso del Bayern di Monaco, che ancora trova giocatori tra le linee e ci mette in difficoltà. Attaccano molto sulla destra, Mario Rui riesce a bloccare l'avversario e la palla non finisce in fallo laterale. Ora c'è ancora Zedadka che viene contrastato in maniera regolare. Ora è Koulibaly per Lobotka, scambio 1-2 veloce, parte Lobotka, attenzione, il passaggio per Osimhen contro un avversario, ci incischia un po' col pallone. C'è stata una buona uscita palla al piede di Bobotta dopo una triangolazione con Zielinski, e poi Zedadka ancora a terra, si mantiene la caviglia e c'è un as che si libera della tuta, e con il numero 33, non so se è un numero definitivo per Adam Unas, è pronto a fare il suo ingresso in campo, probabilmente proprio al posto di Zedadka. Toccato duro in questo contrasto quando siamo al 56esimo e 59 secondi. Si stava rialzando Zedadka, non ho capito, ha sentito forse dolore dopo, ma va bene così. Ci può stare una sostituzione in questo momento a prescindere dalle condizioni fisiche di Zedadka, sta dando molto, sta anche in leggera difficoltà, ci può stare. Il PB agli infortuni. Va bene così. Allora, inquadrati nuovi entrati nel Bayern che io non conosco, potrei fare un po' di mente locale mentre l'arbitro riconsegna il pallone. Vediamo chi è entrato magari. Nel frattempo è entrato Sarra, lo abbiamo visto, questo Cusians. Vidovic, non li conosco. Contini Nikita in possesso di palla, si ripropone la palla verso Mario Rui, il controllo difficoltoso col sinistro e Sarr gli mette il pallone in fallo laterale. Movimento di Bobotta a ricevere il pallone, ma Mario Rui attende, cerca movimento senza palla di altri compagni, la tocca bene Zielinski, rilancia Mario Rui, pallone perso, ancora ora è Elmas e Zielinski ad inseguire gli avversari. Il Napoli fa molta densità nella tre quarti per non permettere uno sviluppo troppo facile agli avversari. Vediamo Sané che si allarga anche a sinistra per cercare palla, insomma stiamo tenendo bene il campo in questa fase di gioco dove il Bayern sta facendo un possesso più continuato. Cambio di gioco, l'uscita di Nikita Contini sicuro in presa alta, finta il passaggio e resta in possesso di palla Nikita Contini. Non male il primo tempo di Nikita, sollecitato in un 2 o 3 occasioni, si è fatto trovare pronto. Colpo di testa di Osimhen che resta a terra, si tocca in testa, si rialza, controlla, si arrabbia tantissimo. Si arrabbia tantissimo con chi? Con Mario Rui. Si ributta a terra. Quindi c'è stato uno scontro testa a testa. Osimhen è un nervo. Capito? Ha preso il colpo, ha sentito dolore, si è buttato a terra, si è rialzato, perché ha pigliato proprio la capata.
si è rialzato con quell'adrenalina, mi fa male, però che facci, mi mirate una capata, cioè, hai capito? Credo che Mario Rui abbia detto: ma guarda che è morto purissimo, cioè e anche lui a terra dolorante, che ha preso pure lui la botta in testa, quindi calmati. Mi è sembrato questo l'interpretazione del gesto di Mario Rui a calmare Osimhen, che come una furia si era praticamente scagliato verbalmente contro il suo avversario, che però a onor del vero è anche lui a terra a ricevere le prime cure. Classico intervento testa contro testa, roba che fa male, roba fastidiosa. Mark Opolo, ancora inquadrato Oliver Kahn, non so che tipo di se fa parte della dirigenza del Bayern, questo non lo so. Pronto ad entrare anche un ass in questo momento vicino alla linea del fallo laterale, vediamo se sarà costretto a uscire Osimhen. Un po' di sangue pazzo è uscito, ovviamente servirà tamponare, speriamo non ci siano bisogno di punti o di cose del genere. I colpi in testa vanno sempre controllati. Continua a toccarsi, a controllarsi Osimhen, perché la botta l'ha presa. Ancora indicazioni nel frattempo da parte di Spalletti ai centrocampisti. Vediamo Zielinski ascoltarlo molto attentamente. E ci sono dai gesti, ci sono sempre la richiesta dei movimenti. Spalletti sembra un po' avvilito, devo dirvi la verità, evidentemente non vede le sue indicazioni messe in pratica in maniera chiara. Nel frattempo Choupo-Moting e Sané lasciano il campo. È entrato, credo, un ass al posto di Politano in questo momento, perché l'ho visto mettersi sulla destra. Vediamo un pochino, vi darò conferma immediatamente. Sì, Zedat che è ancora in campo, c'è ancora Zielinski. Manolas in possesso palla, si ferma, riesce a servire ora un ass, tocco di prima verso Malqui che recupera il pallone, fallo laterale per il Napoli. Osimhen è rimasto in campo, quindi credo proprio che sia uscito Politano. Vedo anche Elmas, sì, quindi è uscito Politano, è entrato un ass nella sua zona, diciamo, più congeniale, sulla destra, dove può rientrare con il mancino e far male con le sue serpentine. Mario Rui in possesso di palla, serve Zedatka. Ancora per Mario Rui il passaggio per Lobotka, che di prima serve Contini. Osserva attentamente Spalletti, lingua da fuori per lui. Attenzione a Mario Rui, controllo complicato, rischioso. Retropassaggio per Contini che riesce a servire Manolas, alza il pallone Manolas, cerca e non trova Elmas, colpo di testa di Lobotka, ancora un colpo di testa, la palla finisce a Mario Rui. Elmas mette a terra Lobotka per Zedatka, ancora Elmas, è buono lo scambio e deve saltare la scivolata. Attenzione, ancora Mario Rui, una bella partita ragazzi, bella partita Mario Rui. Fa degli errori clamorosi, poi fa la bella prestazione, ti illude. È così, li conosciamo bene. Attenzione Osimhen che intuisce un retropassaggio e cerca di intercettare il pallone. Ora il primo pressing viene completato da Zielinski, molto più avanzato rispetto allo stesso Unas.
E qui c'era uno spunto di un amico bellino con gli esterni, forse gli esterni. Attenzione, un ass che recupera palla, Elmas per Osimhen, il tiro di Osimhen! Fuori non di poco, recupero alto di un ass che da esterno era molto più centrale. Grande recupero, Elmas di prima per Osimhen che con doppio controllo riesce a trovare lo spazio per il tiro, non trova la porta, si tocca ancora la crosticina in testa, però buona occasione anche per il Napoli al 65esimo. Ora ovviamente per voi sono 1 ora e 50, ma 1 ora e 5, ma il 65esimo ovviamente. Questa è un'altra cosa che dobbiamo sistemare quest'anno. Pressing alto del Napoli, come di consueto, come nel primo tempo. Osimhen, Zielinski, quindi vediamo Osimhen, Zielinski ed Elmas molto più avanti, un ass più dietro di loro. Attenzione, quasi un altissimo Koulibaly stava recuperando palla a centrocampo, è stato bravo. Purtroppo il pallone è stato toccato dall'arbitro, quindi si è dovuto fermare. Bella lotta a centrocampo, anche fisica, tra Koulibaly e il suo avversario. Allora vediamo un pochino, perché un asse più vicino a Osimhen in questo momento, quindi può sembrare un sottopunta. Dobbiamo vedere le posizioni dei centrocampisti, perché potrebbe essere un ibrido. Sì, un asse molto molto più centrale rispetto a Politano, quindi si rispettano anche quelle che sono le caratteristiche, ed è bravo Koulibaly a mettere il pallone in calcio d'angolo. Io questo sto cercando di capire, ragazzi, la partita, i gol, le cose fino a un certo punto, ma io devo capire come si stanno. C'è chi vive la vita un quarto di miglio alla volta e chi assiste alle partite con mano in difesa. Tore Falanga e ricorda il sudore, i rumori e le miglia. Passa tutto e finisce, resta solo la maglia. E poi sentirai e mi farai sapere. Grazie sempre, amico mio, per il tuo supporto. Grazie sempre. Questi vanno per il messaggio del prossimo pezzo. Tentativo di verticalizzazione da parte di Malquit che non va a buon fine, quindi vediamo ancora questa strana posizione in difesa con Zielinski, un ass. Adesso vediamo che siamo praticamente con Osimhen un ass in primo pressing, Zielinski ed Elmas più avanzati con Lobotka tra di loro, molto alto anche Koulibaly nel primo pressing. Adesso però è Zedadka più basso ed è Manolas che subisce fallo. Aveva anticipato il suo avversario che è costretto a spingerlo. Interessante la posizione di questi giocatori. Ora dobbiamo anche capire se queste posizioni sono esattamente quelle che ha chiesto Spalletti, perché Spalletti sta anche lamentando molto. Allora potrebbe anche essere che quello che stiamo vedendo, che è un po' strano, magari è interessante, magari può essere un'idea, magari può essere rischioso, può essere pure che Spalletti non gliel'ha chiesto proprio e sono loro che non si stanno trovando. È tutto vero. Quindi per questo sono importanti le conferenze post partita. Malqui cerca, non trova Zielinski davanti a sé, ancora un errore in fase di impostazione del trentenne Kevin, ma ancora un pallone recuperato da un ass peperino, ancora Osimhen, gol! Che gol! Stavolta carica bene il destro e trova l'angolo. Attenzione, io ringrazio Rita Falco, ma devo aggiornare il bannerino. Beviamo, sì. Un ass che recupera palla. Che fastidio che sta dando in quella zona. Recupera palla, serve Osimhen non ci pensa su due volte, si allarga e stringe il destro sul secondo palo. Tiro secco, raso terra, preciso, imprendibile. Aiuto. Bravo un ass.
A fianco ad Osimhen c'era anche Zielinski, quindi questa situazione la voglio capire. Al 70° Victor Osimhen, devo bere, hai ragione Rita, devo assolutamente bere. Entra Gaetano al posto di Zielinski. Andiamo a vedere dove si collocherà il numero 70 del Napoli. Vediamo, un ass in quella zona sta dando molto fastidio, quindi è quasi messo a uomo sul play, ma ancora un errore del Bayern sul pressing del Napoli. Un ass ora porta palla, riesce a servire ancora Osimhen, ancora il tiro, ancora il gol, ma allora aiutatemi, ma questo è un gol fotocopia che non sbaglia, ma allora aiutatemi, devo aggiustare il banner, ma veramente stiamo facendo, ancora un ass che recupera palla e serve Osimhen che si allarga e stavolta non tira di collo, la tira di piatto, comunque trova bene l'angolo, ha segnato un gol. Maronna, che sta succedendo? Calma, non è successo niente. Chi aveva detto 5-0 per il Bayern? 5-0 per il Bayern già non può essere al massimo 5-2. Rivediamo un ass con grande altruismo, vede il movimento di Osimhen che beffa il portiere con il tiro di prima intenzione. Bravo un ass nell'assistenza. Il tiro di Osimhen finisce sul secondo palo, TVB per lo 0-5, per il 5-0 per il Bayern. Signori miei, una piccola soddisfazione per Victor Osimhen, uno dietro all'altro. Ringrazio anche io. Esce Zedatka, entra Costa, entra anche Zanoli con il numero 8, credo sia lui, al posto di Malquic. Sì, confermiamo. Quindi questi numeri sono ancora, secondo me, un po' provvisori. Magliette a caso, senza nomi, ovviamente, per il Napoli, con toppe contro toppe. E vediamo il giovane Zanoli prendere il posto di Malquiz sulla destra. I pistacchi sono trasparenti, ma poi diventano i TVB, perché sono i potenti mezzi del Caffè Napoli 1926. Valerio Fluido per voi, e non lasciate i like nemmeno. Ma è caduta Rita. Non si mantiene più. Non si mantiene più. Non fa niente. Non fa niente. Poi ne parliamo. Rimane solo il bambino là così. Va bene anche così. Ah ragazzi, domani approfondimento tattico, Quindi non mancate, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, trovate il canale Telegram in descrizione, così non vi perdete neanche una notifica, perché molto spesso il tutubo si dimentica di lanciare notifiche e quindi io devo fare il fegato, devo friggere il fegato. È entrato anche Costa al posto di Zedat, che l'abbiamo già detto, siamo in ritardo a ripeterlo, ma va bene così. E continua il giro palla del Bayern, che ha accusato il colpo, fatemelo dire. Vediamo come resta in quella zona di campo. Un ass ha dato molto fastidio. Ora Gaetano è accanto a Lobotka nella zona Zielinski, Elmas è sulla sinistra, continua ad assomigliare ad un 4-3-3, ma con
Costa molto basso in questo momento, sta facendo il quinto. Bisogna adattarsi all'avversario, ragazzi, è difficile vedere in questo momento, vedi, Costa è molto più avanzato, ma c'è Mario Rui dietro, attenzione, il pallone è recuperato da Lobotka, che grintoso. Attenzione, questa volta il recupero di Unas non va a buon fine, ma la recupera ancora Lobotka. Grande partita di Bobotta, dai ragazzo, che ci puoi dare quelle vibrazioni alla Demme, grintoso su tutti i palloni. Anticipato Unas, viene chiamato il fallo, vediamo, si rialza Adam Unas, brutto fallo, eri in ritardo. TVB per i brutti falli. Esce ora Manolas ed entra Rachmani, ci può stare al 75esimo. Manolas, un po' di fair play con l'arbitro, sorrisi, applausi. Quanto fa bene vincere, mamma mia. Quanto fa bene vincere al morale. Non ci illudiamo, però fa bene vincere. Entra Rachmani e io bevo. Ma io, visto che è presto, io l'approfondimento tattico lo potrei far uscire anche stasera, ma vediamo se ve lo meritate, perché non vedo tutti questi like, quindi sinceramente se non vi interessa, non vi interessa. Ne parlo con gli abbonati su Telegram. Non è vero. Allora, Zanoli in possesso di palla, riesce a scambiare con Gaetano, intervento di qualcuno in maglia rossa che ci ferma e riparte. Ancora un ass, guardate come dà fastidio al play in quella zona di campo. Non vedo l'ora di prendere la lavagnetta per farvi vedere questa cosa. Gaetano Mezzala. Nel frattempo c'è una verticalizzazione, ancora un intervento di Lobotka che non lascia spazio agli avversari, costringe a tornare indietro. Adesso c'è un 1-2 interessante. Zanoli non lascia spazio al numero 3 del Bayern e lo costringe al fallo laterale. Nel frattempo salta tutto ma recupera. 77esimo e 37 secondi. Va bene così. Bayern ancora in possesso di palla. Io sono soddisfatto, per me possono chiamare la fine. Così ne parliamo. E invece no, ci sarà ancora un po' da soffrire. Vediamo un pochino. Si è bloccato tutto. Nel frattempo vediamo un pochino, visto che si è bloccato tutto, fatemi leggere un pochino voi che cosa ne state dicendo, perché si è bloccato un poco tutto. Convince un ass, ha fatto un ottimo ingresso. Carla, buonasera, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. ADL stringe il portafoglio. Questo era il pericolo, l'abbiamo detto. Parliamo di calcio, niente attacchi personali, niente offese, rispetto reciproco e sportività per quanto è possibile. I like, Gichia, Gucchia, grazie. Fuori zoppicante? Ci esaurito due questi like, ma dove stanno? Non li appena li trovo te ne metto una ventina. Ah, grazie amico mio, non li vedo. Allora, fallaccio su un ass che io non ho visto perché si è bloccato tutto in questo momento, ragazzi. Nel frattempo ringrazio un Anonymous che supporta via PayPal. Grazie amico mio. Il link PayPal lo trovate
in descrizione. Grazie amico, fammi sapere chi sei, fammi vedere se posso ringraziare con il nome. Mario, grazie Mario, come diceva anche il famoso film, grazie mille. E no, non funziona così, li togli e li rimetti per farmi felice, non funziona perché non sale il numero, amico mio, non sale il numero. Dalla Russia con furore, brutto fallo su Nas, sì, e qua purtroppo questa è la situazione. Vediamo un pochino se riusciamo a recuperarla, perché qui si è fermato un pochino tuttissimo. Capita ragazzi, capita, quando sei all'estero capita. Vediamo se si può, se non si blocca niente. Grazie Mario. Finalmente possiamo tornare a dire il Napoli ha vinto, ma perché gli avversari non hanno giocato. Esatto, questo si dirà, ma sappiamo che non è vero. Sappiamo che non è vero perché l'abbiamo vista in diretta, il Bayern ci ha provato e come. Il Napoli è stato tosto. Non possiamo dire bugie. Allora, mo ADL hanno acciaccato anche un as, ma tipo, cioè grave, fatemi capire, grave, perché io ancora non lo posso sapere. Ah sì, adesso partita. sì. Innanzitutto vi ricordo l'appuntamento con la prossima amichevole del Napoli il 4 agosto alle 18, ancora in pay per view qui. Ancora in pay per view, ok. Per festeggiare i 115 ci risiamo ragazzi, torno alla telecronaca. Fallo su Mario Rui, si tocca l'orecchio, diventa più tosta la partita. Giocatori importanti perché si vede Koulibaly che con un sorriso cerca di calmare Mario Rui, che è incalmabile, lo conoscete, il solito Mario Rui che è sempre lui. Allora Gaetano in possesso di palla, cerca un as, non lo trova, è entrato il numero 23, adesso devo capire, è entrato Maciac al posto di un as, e quindi il fallo che mi dicevate amici bellini è stato più importante di quello che potevamo pensare. Male proprio perché ha avuto un impatto straordinario con la partita, l'ha cambiata la partita, bisogna dirlo, con quei 2 intercetti e con l'assist, con 2 assist ad Osimhen. Non siamo fortunati, io ve l'avevo detto, il mazzo che serve in certe occasioni per portare avanti anche un discorso di classifica. Non siamo mai fortunati, c'è da dirlo. Nel frattempo credo sia uscito anche Osimhen, vediamo al posto di chi, cioè al posto di Osimhen chi è entrato. Lo so che qualcuno di voi me lo sta scrivendo nei commenti, va benissimo, ma io non posso leggere, lo sapete. Costa, buon intervento. Mario Rui non riesce a intervenire, attenzione, occasione per il Bayern. Koulibaly in scivolata senza pietà, bello da vedere anche. Vogliamo lasciare la porta inviolata, farebbe piacere a tanti tifosi. Farebbe piacere a tantissimi tifosi vedere la porta inviolata. Ora è Sarr che prova ad impostare, ma il Napoli fa buona guardia. Vediamo ancora il Bayern in possesso di palla, c'è questo pressing altissimo di Rachmani. Nel frattempo ancora il Bayern in possesso di palla, il controllo, sviluppa l'azione sulla sinistra dove fa buona guardia Maciac che dà una mano a Gaetano e Zanoli su quella fascia. Vorrei capire il numero 11
che è entrato chi è, perché altrimenti vado in grossa difficoltà. Ma non ci sono i panchinari, non ci sono. Sui siti non ci sono, perché abbiamo le magliette vecchie. Ancora il Napoli che si cerca di difendere e di mantenere la porta. Attenzione, pallone che viene ribattuto prima da Koulibaly, poi da Mario Rui. Il Napoli non molla e c'è un fallo su Lobotka. Si è immolato Koulibaly al centro dell'area, bravo lui, bravo Mario Rui, e poi è bravo Lobotka a toccare il pallone e a subire fallo da parte di Scott. Con orgoglio sta provando il Bayern, ma insomma ragazzi, noi qua stiamo facendo quello che stiamo facendo. Attenzione a Maciac, il tiro. Holy shit, man, holy shit! 3-0! Acchiappa Rite 3, non mi sbaglio, ma devo aggiornare il banner. Maciac! Dal limite dell'area, non ci può credere, riguardano il gol sull'iPad, lo staff del Bayern di Monaco. Io devo aggiornare il banner 3-0, veramente. Il lancio di Nikita Contini, il controllo. Pallone per Maciac che fa un movimento alla Insigne a rientrare sul destro, ma il tiro non è a giro, è forte, ragazzi. Tiro forte che viene forse anche deviato leggermente, no? Destro di collo, che cosa straordinaria, inquadrati. Va bene. Il controllo era stato di Tutino, signori miei. Fallo laterale, Mario Rui, ancora il tacco di Tutino per Maciac. Queste sono, però ragazzi, io già lo so. Tutino è buono, Maciac è buono, ma questi sono buoni. Calma. Lobotka al centro di cerchio campo, Elmas, serve Costa, il passaggio verticale verso Tutino che insegue gli avversari, recupero alto di Elmas, questo mi piace a me, ancora scambio Elmas, Lobotka, Mario Rui che però perde palla, si interrompe la trama di passaggi e bravo Elmas! È bravo Elmas, la spallata che il macedone riteneva regolare, ma così mi piace vederlo il recupero palla. Se non è recupero palla pulito è fallo, almeno non li fai andare. Bravo Elmas. Bene. Minchia. E allora mi toccherà fare il pompiere. Mi toccherà fare il pompiere in questo caso, perché se ci sarà troppo entusiasmo mi toccherà fare il pompiere. Però non ve lo voglio nemmeno togliere un po' di entusiasmo. Ci stiamo togliendo una piccola soddisfazione. Chi aveva detto 5-0 per il Bayern? Chi aveva detto 5-0 per il Bayern? Tanti di voi? Tanti di voi? Io stesso? Temevo la scoppola? Il cappottone? Il paliatone? Dicesi paliatone? Inquadrato Costa, terzino sinistro del Napoli, senza capelli. Rivediamo ancora il Bayern cercare di giostrare, di cercare questo bandolo della matassa. Adesso c'è una buona occasione sulla sinistra, Koulibaly ferma tutto. Ferma Scott in maniera regolare. Mamma mia, Koulibaly. Questo è il Koulibaly invalicabile, quello che abbiamo visto oggi. È quello che se la palla volante lui ci arriva in scivolata, sta lì attento, non ti fa passare, non
non esagera troppo nel dribbling, nelle uscite, sta lì, comanda la difesa. Le parole di Spalletti per Koulibaly sono state importanti, ha detto: io non ho mai allenato un giocatore così forte come Koulibaly. Pallone di Koulibaly per Lobotka che si gira in fretta, Elmas lancia in profondità Tutino, adesso ci sono anche degli spazi perché il Bayern si sta scoprendo parecchio, Tutino purtroppo non riesce a conservare il possesso della palla, rilancia il Bayern, era ancora Elmas però a recuperarla, bravo ragazzo, grande secondo tempo di Elif, concentrato, applicato, tanta applicazione, tanta fase difensiva per Elmas in questa zona di mezzala sinistra. Koulibaly, Mario Rui, ora ancora Lobotka attaccato, perde palla, non era una palla facile, non era una palla pulita, ma il pallone finisce tra le braccia sicure di Nikita Contini. Siamo quasi al 90°, signori miei, perplesso Nagelsmann, e finisce qui. Seppur in amichevole quello del Napoli, abbiamo vinto 3-0, mostro. Andiamo a vedere cosa ne pensate voi, signori miei, in attesa del collegamento da Monaco con il nostro Vincenzo Colucci, amico bellino inviato speciale praticamente, che ci farà parlare anche con Club Napoli Berlino, Club Napoli Germania, insomma ci sarà un macello. Maciascio tira a giro, che poi non era a giro, ha tirato forte però sul secondo palo. Hai capito? Hai capito cosa succede? Vedi, Ottavio Larini vi chiede i like, non ve li chiedo nemmeno io, non ve li chiedo nemmeno io. Spalletti out immediatamente, like a pioggia. Francesco Fucci avrà detto qualcosa di interessante, ma mo per Maciaccio li possiamo chiedere. Bravo, bravo. Questa poi dovrebbe essere poi la reazione, perché tu dici Maciaccio si è fatto vedere in vetrina e te lo vendi, non dico di 15-20 milioni, però una squadra di Serie B oppure una squadra in Serie A che si deve salvare, se facile vincere col Bayern, voglio vedere quando arriva il Verona. Esattamente, amico mio, esattamente. Fluido, lo dico da anni, un ass deve prendere un posto in questa squadra. Amico mio, nella formazione titolare, ok, di quest'anno, con Osimhen, Insigne, Zielinski e Politano, tu fai fuori Politano, fai fuori Lozano, fai fuori Zielinski per far giocare un ass? Questa è la mia domanda a te. Un ass è un ottimo funambolo che si prende delle pause. Questa è la mia descrizione di un ass. È un funambolo con ottima tecnica, c'ha dribbling, c'ha tiro, che si prende delle pause. Se un ass non si prende più le pause perché Spalletti lo convince a fare anche fase difensiva, benissimo, un ass ti torna molto utile. Se un ass lo utilizzi così, che ti entra nel secondo tempo, che ti spacca la partita, ma molto bene, molto molto bene. Morale a 1000, tanta voglia e motivazione alla grande. Distorsione per la prima di campionato, forse ce la fa. Grazie amico mio per le notizie, perché ovviamente io quando sto con voi è difficile avere notizie in diretta, siete voi, siete la mia community. E il Bayern quando vede il Napoli barcolla. Forza Juve, insomma, non proprio, però va benissimo, perché se io penso poi tu sei un bambino piccolo, Cree Gamer, quanto sei bellino, va bene, accetto. Come hai visto Elmas? Molto bene, non ha potuto fare l'Elmas funambolico in fase di proposizione, non è stato servito molto, però molto bene applicato nella fase di non possesso. Ha distrutto molto il gioco avversario. Atteggiamento. Come mi sono piaciuti, grande così, mentalità giusta. Wake. No, ecco qua, già lo stavo vedendo, ecco qua, già lo sapevo, non vinciamo nessuno scudetto. Mario Gessa, fratello al completo, Charry Criam. Calma ragazzi, mo devo fare un pompiere, già lo so, è una partita di agosto, ricordiamo. Allora, ok. Grande Malqui, bravo anche Mario Rui, Zanolo gioca bene, mo scordiamoci Dersi. Ragazzi, abbiamo vinto 1-0
con la Pro Vercelli e non siamo riusciti a fare il secondo gol e abbiamo rischiato di prenderlo un gol dalla Pro Vercelli. 1-0 con la Pro Vercelli. Ok? Mo vinciamo 3-0 con il Bayern. Che cosa vuol dire? Che siamo fortissimi. 1-0 con la Pro Vercelli, 3-0 con il Bayern. Poi dobbiamo affrontare la Fiorentina, la Sampdoria, l'Udinese, il Milan, l'Inter, la Juventus, la Roma, la Lazio. Non fatemi fare il pompiere. Mario Cutolo, napoletano dal Texas, da oggi in poi $1 per ogni... Ma sei pazzo? Quando il Napoli vince, continua così fluido. Grazie mille, amico mio, sei un pazzo scatenato. Dal Texas, fammi rivedere questo tuo messaggio perché non lo posso perdere perché mi è sparito. Sei un pazzo scatenato. Grazie mille. Troppo simpatico, grazie mille per il tuo supporto. Poi prima o poi in Texas ho pure un paio di amici, quindi magari un giro me lo farò. Questo 3-0 fa paura, si sta grattando la lo so, questo è un rischio. Ha più mercato Tutino, anche io però piazzerei Petagna, il quale comunque non sta benissimo fisicamente e per motivi tattici e per motivi tecnici l'ha ammarato 3-1. L'ha ammarato 3-1, ragazzi. Il numero 3 ha fatto un partitone, ma chi è? Ma il numero 3 di che squadra? Perché il Napoli non ce l'ha il numero 3, se non vado errato. Bayern fragile mentalmente. Il Texas, abbiamo vinto l'Audi Cup. Era una coppa, giustamente. Quindi primo Bobot, ragazzi, top. Allora, Bobot è un ottimo spunto per video che verranno. Qualche erroruccio l'ha fatto, ma mentalmente, ragazzi, ci sta tutto. Cioè, ha lottato su tutti i palloni, si è preso delle responsabilità, ha rischiato delle giocate, veloce nello girarsi, nello smistare palla. Bene. Anche Mario Rui, devo dire, nonostante delle cose che continuano a non piacermi, basta guardare la partita, ragazzi. Io non è che posso giudicare il giocatore a prescindere per il cognome che porta. Quando Mario Rui è svogliato, prende il pallone e la ridà dietro immediatamente a Koulibaly, Mario Rui non serve a niente. Oggi Mario Rui guardava sempre in avanti, cercava sempre lo spazio con Zedadka, lo scambio con Zielinski, cercava lo Botka al centro. Se fai così, bene. Però quando sei svogliato, alzi la testa, la dai sempre indietro, lì hai perso un giocatore. Applausi a Salvatore Zingone, commento memorabellino in diretta. Ora vogliamo sapere cosa è successo, ce lo devono dire, ci devono spiegare. Ah, tu dici Costa, dicevi Costa. Beh, Costa è un terzino, ragazzi, di 26 anni se non sbaglio, che ha sempre giocato in categorie più basse. È nostro, però ovviamente Filippo Costa meglio di Mario Rui. Vabbè, ragazzi, sono giocatori che a 26 anni è complicata che escano improvvisamente pronti per un campionato di vertice che nessuno l'ha mai visto, non l'ha mai inquadrato. Diventa complicato, però è uno che può giocare a pallone, non è che è scarso. Ora i ragazzi avranno con l'Audi e cambi gomme per chi ha o comprerà un Audi, l'Audi Cup. Questo è, iscrivetevi al canale Caffè Napoli porta bene. Ciao carissimo, finalmente ho di nuovo tempo di vederti. Comunque mio parere ultimo anno con Ospina, dopodiché via Ospina e dentro Contini, con i piedi non mi sembra affatto male, mi piace. Sì, lancio lungo, poi sul gol di Maciac ha trovato subito Tutino con un lancio lunghissimo, non male, anche una certa personalità con quei pochi fazzolettini di infortunio che abbiamo dovuto fare in certe fasi, e perché no, anche lui. Nigelsmann out immediatamente, che qualcuno lo starà dicendo probabilmente. A Poppotta non lo prendono più perché non danno il chiuso manicotto, poi sa appendere. Aumentano i commenti memorabellini straordinari, ragazzi. Quanto mi siete mancati, le live. Devo riprendere con le live e vi assicuro che tempo permettendo, tra Lino Bailo 3-0 amore, 3-0 amore, bello. Un bacio grande, amico mio.
Amore! Tempo permettendo, dicevo, con la musica e con questa canzone che sto scrivendo, mannaggia, tutte cose che devo finire di scrivere. Cercherò di portare dei live quotidiani. È difficile, ma cercherò di fare degli appuntamenti quotidiani, magari più brevi, anche perché Paolo De Genio va in vacanza. Non tutti copriranno il ritiro di Castel di Sangro, allora io farò in modo, con qualche inviato, per esempio, fatemi ripetere all'amico inviato dalla Germania, se quando vuole può intervenire, perché così facciamo un salutino da Monaco, e quindi cercherò di fare degli appuntamenti quotidiani, quindi dovete essere iscritti, cliccare sulla campanella, questo è l'unico modo per sapere queste cose qua. Li sentite i rumori? Adesso aumentano. Iscrivetevi al canale. Ecco qua. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Sì. Sono aumentati. Eccolo qua, partono i TVP. Immediati. Cristian il Nabbo voleva diventare famoso e noi lo facciamo diventare famoso. Vai. TVB straordinari, pistacchi gratis per Cristian. Subito una rangata di TVB senza bucce, capito? Sono già sbucciati i TVB. Vai, tu volevi venire che il Bayern aveva vinto 5-0, no? E venivi qua a dire siete scarsi quest'anno è Serie B, e invece devi aspettare un pochino. Sei venuto lo stesso, volevi diventare famoso, sei diventato famoso. TVB a Bavarun per te, amico mio, che non hai di meglio da fare che venire su un canale del Napoli a dire Napoli merda. Va bene così, perché siete piccoli, siete bambini e voi vedete il calcio così. Io, per quanto non mi stiano simpatiche delle squadre avversarie, ma secondo voi io mi metto a seguire una live di un tifoso di un'altra squadra per scrivere squadra, proprio non avete proprio delle difficoltà. Comunque aspetto un tuo commento su questa partita che tu volevi non vincesse. Amica mia, Anna Maria, lo sto spiegando. Questo è il momento di fare i pompieri, questo è il momento di non essere troppi ottimisti, come diceva Totò, perché se poi pensi che con Maciac prima riserva tu hai risolto e non devi comprare niente a nessuno, e che va bene Costa come terzino sinistro, e che non devi aspettare Gulam, e che va benissimo che praticamente tutti quelli che sono entrati, Tutino, Zedad, che così puoi fare la Serie A, la Coppa Europa e tutto così, si fa un grande errore. È stata una partita bellissima, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove è stata partita vera, siamo stati tosti, abbiamo avuto le nostre occasioni. Il secondo tempo il Bayern si è preso la palla, noi abbiamo fatto 2 bei gol in contropiede, anzi 3, il terzo non era nemmeno un contropiede, è stato un lancio lungo. Bene, molto bene, morale alto, vinciamo lo scudetto, vinciamo la Champions League perché abbiamo vinto il Bayern? No, dobbiamo comunque intervenire sulle cose ed è importante. Allora, no, mo ci mettiamo a chiacchiere, Cristian, facciamo il video sfogo, domani video sfogo. Papà mia, schifo, il Napoli ha vinto solo 3-0, video sfogo domani, sfogo. Vabbè, sei piccolino, vai a giocare con le macchinine. Vale, io non ci sono stato in live, ma hai notato il cambio di modulo finale, non solo per la difesa che era diventata a 5, ma la posizione di un ass mi incuriosisse parecchio. I rumori. Deku, sì, allora io spero di trovarlo, non lo so se la troverò, probabilmente troverò gli highlights, non lo so. Beh, la vorrei rivedere tanto, senza l'assillo di fare la telecronaca, e senza l'assillo del risultato e delle cose. Vorrei rivederla perché le posizioni erano molto particolari. È vero, quando a un certo punto eravamo a 5, c'era Costa più basso di tutti, sembrava quasi un 5-3-2.
con la difesa, con Mario Rui che è più stretto, con a centrocampo Gaetano, Bobotta ed Elmas, e Tutino, Osimhen, Unas, che poi erano diventati Tutino e Maciacci, quindi quasi un 5-3-2. Però la vorrei rivedere. Francesco Crolla è un riabbonamento, è un abbonamento nuovo, non lo so. Grazie amico mio, ricordo a tutti gli amici collegati che dal 2 agosto saranno azzerati tutti gli abbonamenti Amici Bellini e Amici Bellini di Team, e resteranno solamente gli abbonati Bellini, quelli col cuore azzurro, che avranno la possibilità di partecipare al gruppo Telegram tutti quanti indistintamente, senza differenza di prezzo, perché non mi piace la differenza di prezzo, non mi piace più. Fabio Versatile, dobbiamo far notare una cosa: quando il centrale di centrocampo si alza in pressing dietro le mezze ali, si creano gli spazi per avversari. Certo, è vero. Questa è la cosa, è il rischio che si sta prendendo Spalletti, l'ho notato subito, e Bobotta con molto coraggio deve continuare, però ovviamente lì devi avere tutta la difesa pronta a scappare, e se hanno un trequartista e trovano il giocatore tra la tre quarti e non lanciano diversamente verso la punta, può essere pericoloso. Ci sono state un paio di occasioni dove loro hanno eluso il primo pressing, e lì devi avere, e questa è la paura mia dell'ancelottianità, che lui disse: noi abbiamo Koulibaly e Manolas, quindi possiamo prenderci dei rischi. Non sempre, magari ti può andare bene, ti può andare male, va benissimo. Tore Falanga, voglio dire, che ne parliamo a fare? Che ne parliamo a fare? Spunto interessante questo, Paolo. Anche Di Lorenzo è uscito a 25 anni, spunto interessante, però Di Lorenzo già era in Serie A. Costa non lo so quali sono le sue esperienze principali, però Wagyu, non facciamoci veramente, perché facciamo un grave errore se ci facciamo esaltare da questa partita e da questo risultato, e improvvisamente tutte le scartine diventano grandi giocatori su cui puntare. Non esaltiamoci, veramente. Io poi non voglio essere quello che trancia le gambe, però non esaltiamoci. Il posto all'angolo è mio. Levitan Artemius Blow non vuole sapere niente. Grazie amico mio. Chi era l'Anonymous là sopra? Nel frattempo si vede anche l'ultimo abbonato. Che bello, stanno funzionando tutte le cose. C'è qualcuno di voi, di questi 428, che non è iscritto al canale, giusto? Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Non lo so se si è sentito, ma vi iscrivete al canale un attimo? È una cosa obbrobriosa. È una cosa obbrobriosa il fatto che abbiano dovuto togliere la toppa della Coppa Italia, e si vede il coso sotto, il vuoto sotto. La toppa sulla Kimbo, anzi è pure meglio, perché la Kimbo era in rosso, come vedete, e la toppa SSC Napoli è pure meglio, in azzurro, e bianco e azzurro. Questo potrebbe essere un suggerimento per i prossimi sponsor. Guardate com'è bello. Però la cosa della Coppa Italia è veramente brutta roba. Comunque mi hanno fatto allattare i falli tattici. Bravo, non aggiungo niente, l'abbiamo detto in live. Elmas, non lo prendi il pallone, prendi il giocatore e vediamo di fermare le azioni. Attenzione, direttamente da Monaco, il nostro inviato Vincenzo Colucci. Ui ragazzi, se capite più niente a un certo punto, Osimhen che fa doppietta, ma che ha segnato Maciacca, perché non ho visto bene cioè pure i tedeschi, ma che è successo? Comunque è delusissimi, guardate qua, la gente è un po' delusa. Certo. Stanno un po', vabbè, perché hanno fatto un precampionato un poco, come si dice a Berlino e anche qua a Monaco, di sai come? Sì, come il fazzoletto, esattamente. Come il fazzoletto, bravo. No, però alla fine, guarda, poi il fatto di Osimhen, che ne stavamo parlando, tu me l'hai chiamato. Però, vabbè, quello dà sempre l'anima, però ogni tanto sta parlando poco, però tutto bene, dai. Vedi, lui è anche Peppe, Ciao.
Ciao, un altro Peppe. membro del club. Benvenuti. Comunque, è bellissimo vedere i tifosi del Bayern Monaco 10 minuti prima della partita Andare. Lui Poi vive qua, capito? Lui vive a Io vivo Monaco. qui e faccio il tifo del 1860, diciamo pure squadra blu, perciò bellissimo. Noi 2 anni fa stavamo anche qua quando vinse, che segnò Giaccherini. Sì, Fece anche sempre 2-0. 2-0 vincemmo, eppure la Etna non freva. E oggi però tutto a posto. All'epoca c'era Ancelotti. C'era Ancelotti. No, alla fine, secondo tempo il Bayern non sembra che ha attaccato, però ma stavamo pensando una cosa pure di quello che tu dicevi in questi giorni. Ma chi se ne ha catticato quello il pericolo è quello. Io non ho sentito chi se ne ha catticato che dice allora noi ci teniamo pure a Maciacca. Ma poi scherzo, presidente, voglio bene. Però è un pericolo diffuso, molti in chat adesso stanno rivalutando anche altri giocatori, ma Costa no, che hanno giocato bene e meno male, però poi da dire una cosa di Lobotka. Sì. Cioè avrà tolto almeno 5-6 kg. Sì, pure se devo dire la verità, ha avuto un po' di difficoltà sempre, perché non c'era, cioè non ci mancava una persona. Stava in mezzo a 3 di loro, però comunque secondo me ha giocato bene. Però e quindi vale, ti saluto dall'Allianz qua. Dall'Allianz sta tutto scritto tutto storto. Scusami le immagini 4K Full HD. È straordinario quello che mi stai regalando e stai regalando a tutta la community, non scherziamo proprio. Vabbè. Quindi noi 3 ci andiamo a schiaffare una bella schnitzel. Yes. Un birrozzo. Io uno me lo concedo, poi da domani di nuovo, da lunedì di nuovo preparazione maratona, quindi faccio bravo, però oggi questo fine settimana voglio sapere niente. Una birretta è concesso. Con i colori allora ci sentiamo. Devono solo rispettarli, perché comunque siamo una bestia nera del Bayern, diciamo la verità. No, ma secondo me poi questa amichevole la fanno sempre, perché qua ci sono più tifosi dell'altro, ma non è che ci sono più tifosi del Napoli, ma ce ne sono tantissimi. Proprio un terzo diciamo, su 3.500 tifosi. Bravo. Cioè, bravissimo. Però vi ringraziano tutti. No, ragazzi, ringrazio tutti quanti. Quando posso, tanto basta poco che ce vo'. Va benissimo. Grazie ancora per il collegamento da Monaco, ragazzi. Ciao, andate a divertirvi. Buona serata. Ciao. E vabbè, è una roba straordinaria direttamente dall'Allianz Arena. Ditemi un canale che fa queste cose qua. Magari sicuramente ci sono, ma io cerco di fare il possibile. Signori miei, ci siamo divertiti. Io devo andare a fare le cose fisiologiche che si devono fare. Devo anche fare l'approfondimento. Devo decidere se lo posto oggi o domani. Secondo me va bene domani. E vi ringrazio tutti per la presenza, per il supporto, per i like, per i non like, per i dislike, per tutte le cose che avete fatto. State tuned, perché quest'anno potremmo toglierci delle soddisfazioni, potremmo bestemmiare come al solito, potremmo aspettarci delle cose di mercato. Dobbiamo vedere, l'estate è ancora lunga, è calda, sarà calda e sarà un agosto importante dove dobbiamo tenere d'occhio tutte le situazioni. Quindi da New York Valerio Fluido è tutto, ma non posso lasciarvi senza la sigla, perché ricordiamoci che questo è sempre un canale che vede le cose fisiologiche. Sì, Giulia, le cose fisiologiche sono l'approfondimento tattico, la lavagnetta, le cose così. Ringrazio Valerio, i Modi, gli amici bellini, tutti quanti. Artemigio, facciamo un giro di saluti finali. Angela, Dario, Nico, Polli che ci tiene il conto dei like, 550, non male alla fine. Si erano un po' addormentati all'inizio, ma poi evidentemente anche i 3 gol hanno fatto bene al morale. Ciao e alla prossima, signori miei, vi bacio forte. La sigla rossa sta qua, se è pronta, vediamo se devo essere pronto con le cose così. Un bacione Levitan
Elmas sarà la gallina dalle uova d'oro dello spallettone, sicuramente primo ad entrare Elmas, sicuramente. Un abbraccio Vincenzo, un abbraccio Johnny, un abbraccio Tore, un abbraccio Lino, un abbraccio Manuel. Nando sta giocando la Roma con il Siviglia live, no, perdo la voce, perdo veramente tutto. Un abbraccio a Marco, un abbraccio a Polli, un abbraccio a Ciro, un abbraccio ad Amorra, un abbraccio a Virgilio, ad Enzo, a Tore ancora, a Polli, a Ferdinando, e se non metto la sigla non ce ne andiamo più. Un bacio fortissimo da New York. Valerio Fluido, è tutto. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net, e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato la testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema,